una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili, poche. Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, una donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come eri tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è, 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 che c'era posto pure per le favole e un vetro che riluccica sembrava l'America e chi l'ha vista mai. E zitta, poi la nevicata del 56. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli, na 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 na. Eh sì, ci hanno tolto le favole, ma ce le raccontano in un'altra maniera. L'importante è non caderci, non crederci, guardarli dritti negli occhi, questi politici che sanno tutto, decidono tutto in pochi, sulla testa di noi tutti. Poi diciamo, ma perché fanno queste cose? Non sappiamo più da che parte stare, il lavoro manca, mancano le case, poi dicono che sono pessimista. Oggi è sabato, se voi sentiste le telefonate che ho ricevuto ieri, i messaggi di disperazione degli anziani, tanto è vero ho dovuto chiamare alcuni sindaci perché è meglio sempre verificare che non siano storie vere, e qui parliamo di tutte altre cose, di cemento, di terza, quarta corsia, parliamo di tutto e di più. Per fortuna che la pista da bob se n'è andata, spero, perché qua bisogna fare sempre le virgolette, ma spero bene, perché sennò li porterei a vedere cosa sta succedendo qua nel nostro territorio, visto che tutti quanti andremo a sciare, andremo col bob, con lo slittino, con tutto e di più. Vorrei capire se si rendono conto dei problemi che hanno i cittadini veri, quelli che lavorano, oppure che hanno lavorato, che non riescono più a vivere con 300 euro perché devono pagare la retta della moglie, e nelle RSA, come ha telefonato quel signore da Schio, come faccio a vivere con 350 euro, perché se ne
vanno tutti per mia moglie, perché è una RSA. Mi sono fatto una casa con tanto lavoro, tanto sacrificio, mi trovo con un pugno di mosche in mano. Queste sono le risposte che devono dare a queste persone. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo il professor Arturo Lorenzoni, collegato da Padova, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale. Buongiorno professore, sono molto contenta di averla ospite questa mattina, mi fa molto piacere, una persona per bene. E poi abbiamo un'altra persona per bene che è Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, secondo mandato centrodestra. Visto che abbiamo parlato di nevicata del 56, chissà che venga una bella nevicata in tutta Italia che seppellisca tutte le cose brutte, che lasci fuori solo le cose buone. Vedremo. Allora professor Lorenzoni, questa canzone per far capire l'importanza invece dei problemi seri che hanno i cittadini. Questi giovani, ne ho avuto anche ieri tre, uno meglio dell'altro, creativi al massimo, che ricordano i loro nonni con dei valori molto importanti. Tanto è vero che anche adesso stanno manifestando anche nelle università, perché sono loro che ci mettono la faccia. Io vedo solo loro, i giovani, che hanno il coraggio di dire basta a questo scempio anche dell'ambiente. Cosa ci racconta, professore, anche in Consiglio regionale? Poi avrò dopo di lei anche Francesco Calzavara, che è assessore alla programmazione e rapporti anche in Consiglio regionale, bilancio e patrimonio. Prego professore. Ma intanto grazie dell'invito, è sempre un piacere venire nel suo salotto mattutino e quindi mi fa piacere, grazie. No, mette giustamente l'attenzione sui ragazzi più giovani, sono la risorsa più preziosa che abbiamo qui nel Veneto, ma un po' dappertutto io credo, e sono una risorsa purtroppo scarsa perché ce ne sono sempre meno. Ce ne sono meno perché c'è un problema demografico con un numero ridottissimo di nascite ormai da anni, e questo si inizia a vedere purtroppo. Qui dobbiamo chiudere le scuole, abbiamo chiuso delle scuole elementari, addirittura nella provincia di Padova quest'anno sono state ridotte le classi nelle scuole superiori. Questo significa che si restringe la base. Però la cosa più, secondo me, preoccupante è che un numero crescente di ragazzi bravissimi, formati, decidono di andare a stare altrove, vanno fuori dal Veneto. Io vedo tra i figli degli amici tantissimi sono fuori dal Veneto, e questo è veramente un impoverimento del territorio, perché noi, io stesso in università, lavoriamo per formarli, per dare loro gli strumenti di conoscenza, arrivano ad essere veramente straordinari, ma talmente preparati, talmente bravi, talmente capaci che i tedeschi, i francesi, i danesi, i norvegesi, ma anche i lombardi e gli emiliani ce li vengono a prendere. Perché? Perché trovano delle condizioni di lavoro più gratificanti in queste città e altrove, e questo sta veramente impoverendo il territorio. Io credo che dovremmo lavorare di più per rendere il nostro territorio veramente desiderabile. Diciamo, dovrebbero fare la fila per venire a lavorare nelle nostre città e nelle nostre aziende. Questo oggi non avviene per una serie di cause, ma su questo io credo dobbiamo veramente lavorare tantissimo, perché una società che perde i giovani è una società che in qualche maniera si incrina e fa fatica a progredire. Professor Lorenzoni, mi scusi se apro questa parentesi, è verissimo quello che dice lei, lo dicono anche quasi tutti gli ospiti molto preparati che ho fortunatamente di avere, che vengono a Sveglia Veneti, ma noi in Italia siamo bravi a capire il problema quando è già passato, nel senso che abbiamo già il problema in casa, grande, difficile da operare. Ma programmazione, prevenzione non se la fanno da tanti anni, non è da adesso che noi abbiamo questo problema, non è da adesso che i ragazzi cercano casa e non la trovano o a dei prezzi incredibili, non è da adesso che abbiamo le università a numero chiuso, non è da adesso che gli stipendi sono bassi, le pensioni sono basse, non è da adesso che hanno veramente, ma veramente fatto a pezzetti quello che era un paese meraviglioso, perché hanno distrutto la sanità, la scuola, il sociale, le infrastrutture, non ne parliamo, guardate come siamo messi. E poi si va tutta da un'altra parte, si fanno delle opere incredibilmente grandi, costosissime, non si sa se per un bene veramente comune o per un business pazzesco, chissà quanti soldi, l'abbiamo visto col Mose, sono entrati in tutte le tasche dei politici, tutti,
tutti nel silenzio assoluto di tutti, con le banche nel silenzio assoluto di tutti, e noi ci ritroviamo sempre che è la colpa del cittadino, che non ha fatto programmazione, che doveva divertirsi meno, che doveva comprare meno. Ma vi rendete conto? Sentiamo anche cosa ne pensa Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, perciò i sindaci che hanno sta patata in mano bollente non sanno più da che parte stare. Non è mica semplice neanche è l'unico riferimento che hanno i cittadini. Prego, sindaco. Sì, Mirella, intanto buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e al capogruppo Lorenzoni in regione. Tu hai messo tanta carne al fuoco, io non so neanche da dove cominciare, Mirella, dimmi tu da dove posso libera cominciare. Scelta, il menù è grande questa mattina, libera scelta, sceglie che menù vuole. Allora, io partirei da un tasto che hai toccato che a me mi fa incazzare molte volte, che è appunto la prevenzione, cioè lavorare in anticipo su quello che potrebbe essere il futuro o le prospettive futuro, se vogliamo, in ambito generale, in ambito sociale, in ambito sanitario o anche in ambito ambientale, perché no, visto che ultimamente oltre alla sanità abbiamo problemi importanti per quanto riguarda l'aspetto ambientale, quindi quello che è successo a noi con Vai ancora 5 anni fa, quello che sta succedendo spesso e volentieri con le alluvioni, con queste bombe d'acqua che magari è vero sono dei fenomeni abbastanza forti, irruenti, che durano poco nel tempo ma che sono veramente intensi e sono anche nuovi, fra virgolette, sullo scenario diciamo italiano ma anche europeo e forse anche mondiale. Però qui emerge, come dicevi tu, tutta la nostra fragilità, o meglio la scarsa lungimiranza nel programmare quello che vogliamo. Però dobbiamo anche essere consapevoli di una cosa, perché altrimenti se no rincorriamo sempre le cose. L'uomo vuole gestire la natura, l'uomo pensa di poter gestire la natura, l'uomo costruisce ponti, infrastrutture, strade, città, quartieri, spesso anche in zone dove il rischio idrogeologico è conosciuto o in parte conosciuto, quindi poi non possiamo sempre lamentarci quando succedono certe cose, perché prevenzione vuol dire anche magari non costruire in quella zona, non fare 4 strade nell'altra zona, non deturpare troppo quella valle, perché se poi noi andiamo o pensiamo di poter dominare la natura, noi qui con Vai abbiamo visto che in 2 minuti la natura arriva, ci spazza via, ci impartisce una lezione sonora alla quale oggi noi sappiamo rispondere solo in parte e purtroppo a quanto pare non vogliamo imparare, perché è più facile parlare alla pancia delle persone che non agire per il bene pubblico, che magari non ti dà un voto oggi, te lo darà fra 20 anni, ma qui è sempre coscienza, lungimiranza dell'amministratore. Sì, infatti l'ha detto anche l'emerito professor Dal Paus, che ha detto qui chiamo in causa anche i sindaci, perché se siamo ridotti anche così e abbiamo le costruzioni in questa maniera è colpa anche loro, tanto è vero che i piani regolatori e l'urbanistica quasi sempre se la sono tenuti i sindaci, perché vuol dire grande business, lei le sa, sindaco, è inutile che ci giriamo, è là che ci giochiamo tutto, perché è il sindaco che ha l'urbanistica in mano e poi quei dirigenti vediamo questi piani regolatori terribili. Abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Oggi è San Martino. Una volta San Martino era la festa come a Befana, una festa per i putei, va bene, chi andava in giro a rompere le scatole per farsi andare in 5 franchi, 10 franchi. Adesso cos'è? Allora, che siamo Dio cambiato. E San Martino era una festa che li aspettavamo tutto l'anno perché andavamo in giro con questi bidoni a rompere le scatole per chi ne dasse la palanca. Ma erano felici, mandando a Venezia, fin da Puteo, va bene. E 80 anni non ero uno. Adesso si cambia tutto. Ma chi gli interessa se è un fiume che strascipa? Dobbiamo costruire sui fiumi, e case in montagna, e sui concursi, perché chi che la skate si fa sul più bello. E a montagna abbiamo spenacchiata tutta, perché abbiamo cavato miliardi di alberi per fare piste da sci. Non c'è neanche da parlare. Noi con l'eremo picchi che non avevamo niente,
staremo meglio adesso, perché si contentavano e mettevamo posto le robe, non dobbiamo più distruggerle come che facciamo adesso. Quello che ha fatto i vecchi, che dobbiamo essere in eredità ai giovani, i giovani io fanno monete tutto, spaccare tutto, e i giovani, e anche i piccoli, non nasce fiori, ma mi rendo conto che da due giovani, se non vedere a casa un lavoro sicuro, come ho visto che faccio i fiori? E vado a rubare per dare da mangiare. Bisogna mettere a posto queste robe, ma non nasce più qua, ma come non nasce più? Io mi sono sposato a 27 anni, ero già 3 figli, però lavoravo, avevamo a casa che pagavamo poco, e adesso è impossibile. Una famiglia, meglio di me, come è giusto che faccia a viversi da fiori? Con 1.200 euro al mese, 600 di affitto e tutto quello che viene io. Bisogna aiutare i giovani dal basso, no, a scuola sempre dai. Dai Rinaldo, se no andiamo troppo lunghi, dai. Va bene. Comunque hai fatto le tue riflessioni. E per San Martino, che è una festa nostra, non va a parlare nessuno. Ciao Mirella. Ciao Rinaldo caro, grazie. Professor Lorenzoni, come commenta le parole sia del sindaco Munari, della telefonata di Lorenzoni e di quello che ho detto io, prego. Signor Rinaldo, perché è vero, la festa di San Martino è una festa importante, è una festa che c'è una tradizione, è vero, io ricordo da bambino, insomma, e anche adesso, poi a Venezia con tutti quanti i San Martini, lì i dolci fatti di frolla con il cioccolato e lo zucchero sono veramente un patrimonio della nostra cultura, quindi grazie per averlo ricordato a tutti, perché è una cosa veramente importante. Sulle parole che diceva Mirella, io parto dal ponte sullo Stretto di Messina, cioè è vero, abbiamo fatto tanti errori, abbiamo cementato, abbiamo veramente impoverito il nostro territorio, ma continuiamo a farlo e questa è la cosa incredibile. Il ponte sullo Stretto di Messina non ha nessuna motivazione di tipo economico perché non si giustifica in nessun modo rispetto ai volumi di traffico che ci sono tra la Sicilia e la Calabria. È solo l'orgoglio di fare un'opera, di dire ho fatto un ponte grandissimo che nessuno l'ha fatto più grande. Insomma, queste sono cose che dovremmo lasciare al passato, non possiamo più permettersi di fare opere di quel tipo, dove, l'ha ricordato molto bene Mirella, il Mose ci ha insegnato che su opere di questo tipo è difficilissimo tenere fuori il malaffare, e quindi partiamo con una cosa che sicuramente ci porterà a complicare la vita, oltre a spendere dei soldi che potrebbero essere spesi sicuramente molto meglio sul territorio. Per cui condivido. Abbiamo visto che abbiamo fatto errori negli ultimi mezzo secolo, non è colpa di uno o dell'altro, è colpa di una cultura che è poco rigorosa, che è poco attenta ai bisogni e che non mette le risorse dove dovrebbe metterle. In questo momento c'è un'emergenza sulla sanità che è incredibile. Do solo un dato per capire. Le ATER, che sono le agenzie territoriali per l'edilizia residenziale, versano lo 0,4% dei canoni che ricevono dagli affitti alla regione e la regione li può spendere come vuole. Noi abbiamo chiesto che quello 0,4% resti ai comuni, che li diano alle famiglie per aiutare. Parliamo di circa 5 milioni di euro nella regione del Veneto. Non è una cifra sconvolgente su 5 milioni di persone, però può alleviare le condizioni di difficoltà che abbiamo visto. Abbiamo avuto un'inflazione negli ultimi 2 anni pazzesca, ha ridotto tantissimo la nostra capacità di spesa. Per le famiglie con redditi bassi, soprattutto i pensionati, questo vuol dire veramente essere messi in difficoltà. Quindi dobbiamo trovare gli strumenti per dare maggiori risorse. Questo, ne ho citato uno, che è quello che stiamo chiedendo alla Giunta, dopo parla con l'assessore Calzavara. Ecco, chieda che questo 0,4% non venga preso dalla regione e dopo i sindaci chiedono indietro la stessa cifra o di più. Lasciamoli ai sindaci, diamo la possibilità, semplifichiamo il rapporto tra i cittadini e le amministrazioni. Il sindaco è il più vicino, sa benissimo i bisogni, sa quando c'è realmente una necessità da parte di una famiglia. E quindi ecco, lasciamo lì. Scusi se apro questa parentesi. Ieri il presidente Luca Zaia ha dichiarato che bisogna investire e credere nella sanità pubblica. Come ha letto queste parole? Beh,
finalmente ha preso consapevolezza che un modello inseguito, quello della sanità lombarda, che è stato veramente massacrato dal Covid, è un modello che non funziona. E quindi quella crescita che abbiamo avuto della sanità privata in Veneto, mi auguro, venga stoppata da questa consapevolezza che è stata presa. Il problema vero non è della un po' sanità tardi, privata... professor Lorenzoni, mi scusi, visto quello che è nato con le agenzie, proprio queste cliniche private, ecco, questa sanità privata che ha fatto un business incredibile, ha degli utili pazzeschi, e noi abbiamo i medici che stanno scioperando, che se ne stanno andando dagli ospedali. È quello che ho detto prima: quale pianificare, quale programmare, quale prevenire? Adesso se ne parla, a novembre del 2023, Sindaco Munari, cosa mi dice? Sì, allora io vorrei scindere, allora chiaramente sono d'accordo sul fatto che la sanità pubblica è uno degli elementi cardine dal punto di vista sociale, etico e morale, e che è una delle fondamenta della nostra civiltà, del nostro essere cristiani, del nostro essere umanitari verso il prossimo. La sanità pubblica va preservata senza se e senza ma, poi chiaramente consapevoli, vista la scarsa programmazione e prevenzione su tutto, a partire appunto dal numero degli iscritti chiusi piuttosto che alla mancanza dei medici, è chiaro che da un lato una sanità privata che più o meno possa costare lo stesso, e magari per chi, purtroppo è brutto dirlo, ma per chi può permettersi una sanità privata, magari libera spazi a chi ne ha bisogno e che è meno ricco e quindi ha necessità di farsi ricoverare e curare nelle strutture pubbliche. Io questo non lo vedo come un grande scempio. Partiamo dal presupposto però che, per quanto mi riguarda, la sanità pubblica è come l'acqua, un bene che deve essere tutelato, rafforzato, rinforzato, e su questo la politica deve giocarsi tutto quello che può, perché, ripeto, il diritto alla salute è il diritto primario di ogni cittadino. Però io non guarderei come demonio quello che di fianco corre a livello privato, perché bene o male in altre nazioni, in altri stati, si è totalmente all'opposto. Noi qui invece, come succede per altre cose, per altri aspetti o per altre dinamiche, dobbiamo difendere quello che è socialmente utile a tutti i costi, via magari il ponte di Messina che costerà magari 60 miliardi di euro, ma sì magari a 10, 20, 30 miliardi di euro per la sanità pubblica, perché, ripeto, dobbiamo stare vicini alle persone più deboli, alle persone che non possono permettersi cure private, ma soprattutto a noi italiani che purtroppo diventiamo sempre più vecchi e quindi inesorabilmente avremo la necessità di strutture pubbliche che possano accoglierci e curarci dignitosamente. È vero, però è anche vero, e penso che tutti gli ascoltatori che in questo momento sono collegati con noi la pensano come pensa Mirella. Ad esempio, per carità, la sanità privata ci mancherebbe, ma se la pagano però. No che il pubblico paga il privato, che fa convenzioni col privato. No, la sanità privata se la pagano. Se la gestiscono e se la pagano, e il pubblico è pubblico, deve essere supportato e migliorato dalla regione, dal governo, da tutti, perché la grande operazione non si va a farla nel privato, si va nel pubblico, perché là abbiamo la sicurezza. Attenzione quello che dico, là abbiamo la sicurezza perché abbiamo i migliori medici, i migliori chirurghi, abbiamo visto cosa il professor Gerosa, che stanno cercando addirittura di studiare un cuore artificiale, abbiamo delle eccellenze che tutti ci invidiano, eppure si continua a fare business sulla pelle dei cittadini, di quelli che non hanno la possibilità di reagire, le fragilità. Cosa ne pensa, professor Lorenzoni? D'accordissimo. Quello che stava dicendo, che il privato sceglie quali cure dare e quali non dare. Cioè le cure, se io sono un paziente, diciamo così, complicato perché ho tante patologie e sono a rischio, il privato può decidere di non curarmi perché è troppo alto il rischio. Il pubblico non può non curarmi. Quindi qual è l'effetto di questo sviluppo della sanità privata? Anche pagata dai cittadini, perché spesso
vi è capitato, credo a tutti, si telefona per prenotare una visita, in convenzione andiamo al 2024, però se paga la prossima settimana gliela facciamo la visita, non c'è problema. Questo è veramente degradante, però ecco, torno. Il privato, se io sono un paziente, diciamo così, ottimale, che sono sicuri che più di 2 giorni non rimango ricoverato per qualsiasi operazione, vado benissimo e si va avanti. Se sono un paziente con delle complicanze, allora no, lo lasciamo al pubblico. E questo genera dei costi maggiori sul pubblico, cioè è un incremento dei costi, perché si trova a gestire solo le situazioni complicate e le patologie peggiori. Per cui va fatto un aggiustamento. Le do un altro dato che è incredibile per far capire cosa sta succedendo. Una ragazza che conosco in specialità, bravissima, sta facendo la specialità in questo momento a Bologna e ha avuto un'offerta da un ospedale svizzero che gli propone 7.000 euro al mese, quando come specializzanda qui ne prende 1.600. Questo è lo squilibrio che c'è tra i, diciamo così, professionisti in Europa e i professionisti in Italia. È chiaro, questa ragazza è rimasta a Bologna perché ha le amicizie e va bene, però è chiaro che è difficile dire di no quando c'è un fattore 4. Poi è vero che lì i costi sono doppi, però rimane un fattore 2. Allora dobbiamo prendere in mano questa situazione e fare sì che i medici che abbiamo formato, che sono convinto sono i migliori del mondo, perché la nostra università, non lo dico per me, lo dico sui medici, sono veramente bravissimi. Dobbiamo tenerli qui e dobbiamo costruire intorno a loro una sanità nuova, diversa, che non, diciamo così, spinge verso il privato, ma che fa sì che riusciamo a dare i servizi con una sanità pubblica. Sono d'accordo con il sindaco Munari, è il caposaldo del nostro sistema di welfare, non possiamo rinunciarci. Mi fa molto piacere, professor Lorenzoni, che abbia detto sono d'accordo col sindaco Emanuele Munari, parliamo di centro-sinistra e di centrodestra, perché quando le idee sono buone e le critiche sono costruttive si deve lavorare assieme, si deve fare squadra. Il problema è che poi a livello governativo non si fa questo, perché se uno fa una buona cosa, l'altro dice che non è buona perché non l'ha fatta lui. Non è che si supporta indipendentemente dal colore politico. È qua la tragedia che abbiamo in Italia. È questo il grande problema. Abbiamo partitini che 1, 2, 3% che non si riesce a capire cosa vogliono e qual è l'obiettivo. L'obiettivo è solo una poltrona, perché che risultati portano? Che voci in capitolo hanno? Io leggo la Costituzione, professor Lorenzoni, ecco, la leggerò questa mattina, questa bellissima Costituzione che abbiamo, perché la trovo importante leggerla. Chi vuole sentire sente, chi non vuole sentire ame, però trovo importante capire chi siamo, i diritti e i doveri. Il problema, sa qual è, professore? Che anche quando leggo la Costituzione vedo degli articoli bellissimi, molto chiari, ma poi quando vedo la realtà è che non vengono applicati. Le leggi le abbiamo, ma non vengono applicate. E allora è come se avessimo un pugno di mosche in mano. Adesso io ho sentito il discorso di Meloni ieri sera che dice: sarete voi cittadini a decidere finalmente da chi vorrete essere governati. Cioè, chi è che può dare contro un discorso del genere? Professor Lorenzoni, ma chi è che può dare contro la Meloni quando dice do a voi? Che lo dico sempre anch'io, indipendentemente di quello che ha detto, ma lo dico anch'io, siamo noi che dobbiamo decidere sulle grandi opere. Siamo noi, perché siamo anche bravi, professore, non siamo degli imbecilli. E non si può sentire parlare del villaggio di Natale, da pista da bob, cavalli in fiera, prosecco, e dopo io ho questi anziani che non riescono neanche a sopravvivere. E là trovi la politica, là ci vanno i politici, e certo che ci vanno, perché c'è la visibilità. Il povero non è visibile, il pensionato non è visibile, l'operaio non è visibile, ma chi se ne frega? Pubblicità. Ed è con noi la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Giusy, hai visto il look del sindaco Munari? Guarda che look è il sindaco Munari, guardalo, guardalo, guarda il look del sindaco Munari, guardalo, così apriamo un po' quel sorriso. Ascolta, perché... Mirella,
E Vai, ora Giusy. amarà ronde pettinarsi come chi vuol, però i miei paltuti spase mai. Non sopporto ste pettinature. I saria dei bei ragazzi, però i se ne forma con chi cavei non capisco più niente, saremo anche di qui di una volta, ma saria ben tagliai cavei ben, no? Tirai su così me per tutti i galli e viene da Gallio. Comunque va bene così, dai, se piace a ori, ognuno fa quello che vuole. Allora Mirella, posso cambiare discorso? Prego. Allora, mi dispiace che il discorso che c'è diritto di salvare una persona. Allora, perché la legge inglese non lo fa, dando la possibilità all'ospedale del Bambino Gesù di Roma di provarci, vedere se può salvare quella bambina là? Ma cosa servono tutti questi timbri? E questo bisogna chiedere il permesso. Ma la bambina sta morendo, ragazzi, cosa aspettano? Se si sono offerti di fare questa cosa qua, che la facciano e che gli lasciano il permesso, per favore. La bambina sta morendo, cosa stanno lì a guardare? Dopo di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Perché aspettano dei visti? Perché qua, perché là? Sono arrabbiata per questa cosa qui e la bambina sta soffrendo. Vi ringrazio. Purtroppo Giusy, però dobbiamo anche essere chiari, perché la stessa legge c'è anche in Italia. Quando ci sono proprio situazioni di una gravità estrema come questa, anche in Italia è un giudice che deve decidere, perciò capiamo che non è proprio tutto quello, è come la storia dei vicini, voi dovete ascoltare le persone che sanno, quelle competenti, quelle che spiegano bene la situazione, perché sennò viene fuori il solito minestrone e la confusione regna sovrana. Qui c'è una bambina, veramente avete sentito anche ieri la dottoressa Baschirotto cosa ha spiegato, come ha detto, poi ognuno fa le proprie riflessioni, ma quello che è la legge vale anche per l'Italia in questo caso. Poi c'è tutta una baradan dietro, come al solito, e qua chi ne ha più ne metta. Allora, sentiamo il professor Lorenzoni e poi passiamo al sindaco Munari. Ecco, professore, ecco, di questo caso anche particolare, perché l'opinione pubblica è tutta sospesa, perché in effetti è così, perché quando si tratta di bambini, poi di piccolini, come nelle guerre, pensate quanti ne stanno morendo nel silenzio totale di quelli che dovrebbero decidere di smettere queste maledette guerre. Prego, professore. No, è un caso che lacera il cuore di ciascuno di noi, cioè una bambina con quella sofferenza, veramente ciascuno di noi si immedesima in questo caso ed è una sofferenza. Io non conosco il caso clinico, quindi non posso dire se si tratti di accanimento terapeutico e quindi la necessità di interrompere un trattamento che va oltre, diciamo così, il mantenimento in vita. Non conosco quale sia l'aspettativa dell'evoluzione di questa malattia, per cui faccio fatica. Io di mio tenderei sempre a dire: diamo una speranza, anche se piccolissima, ma teniamola viva. Quindi questo sarebbe la mia reazione, però è una reazione emotiva, è una reazione, diciamo così, basata sul fatto che per me la vita è sacra e va difesa sempre e comunque. In ogni caso io credo che chi dovrebbe veramente dire la propria sono i genitori, e in questo caso mi pare che i genitori vogliano dare una speranza a questa bambina, e credo che dovrebbe essere rispettata. Il giudice, per carità, in alcuni casi è indispensabile, però quando i genitori sono consapevoli, presenti e capaci di intendere e di volere, io credo che la loro voce dovrebbe essere ascoltata. Sì, però professore, mi scusi, anche in Consiglio regionale abbiamo avuto Stefano Geller, l'ha detto in tutte le maniere. Vogliamo capire che qualcuno deve anche cominciare a decidere invece sempre di bla 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 bla? Perché nessuno vogliono prendersi questo cerino in mano, perché è un cerino che scotta tantissimo, perché vai contro la Chiesa. Io ho avuto l'altro giorno un monsignore che ha detto chiaramente le posizioni della Chiesa, non se ne parla proprio del fine vita, non se ne parla proprio, però abbiamo anche un'apertura da parte del Papa, in maniera diversa, però c'è un'apertura, perché è una persona per bene, che se non ci fosse dovremmo inventarla, però non è ascoltato, perché la politica sta cercando di vedere dove prende più voti. Questa è la realtà, professore. Inutile che ci giriamo, perché non si viene a un dunque, non si viene a un dunque. Anche in regione, che posizioni avete?
Ma guardi, in Regione le posizioni sono chiarissime. Abbiamo appoggiato la proposta di legge, che ricordiamo non è una proposta di legge che va nella direzione di aiutare il suicidio. No, è una proposta di legge che vuole semplicemente normare una legge già esistente, perché è frutto di una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi la proposta di legge dice: le persone hanno diritto di avere dei tempi certi da parte delle aziende sanitarie quando ricorrano le condizioni perché possano fare richiesta di avere un aiuto nel fine vita. Questo è già sancito, questo diritto è stato sancito dalla Corte Costituzionale, e quindi però la risposta deve essere data in dei tempi certi. Questo dice la proposta di legge. Ogni azienda deve dare delle risposte certe e delle modalità certe. Che tra l'altro, professore, che è una proposta. È una proposta che abbiamo discusso in commissione, che abbiamo già discusso in commissione. Lunedì avremo le audizioni con tutte le parti che possono portare un punto di vista, ed è importante ascoltarle, e poi arriverà in Consiglio. Quindi noi ci si sta muovendo. Io credo che il diritto delle persone debba sempre essere riconosciuto e dato. Quindi per me è importantissimo che vada avanti questa proposta di legge. Poi che una persona faccia richiesta o meno è assolutamente lasciato alla libertà, e quindi non si impone nulla a nessuno, ma io credo che imporre la sofferenza a persone che abbiano veramente condizioni di vita senza la possibilità di, diciamo così, guarire, senza la possibilità di stare meglio, con sofferenze inaudite, debba essere rispettata. E questo diritto è già stato sancito a livello nazionale, si tratta solo di dare delle regole omogenee. Quindi io penso che questo diritto sia un diritto assolutamente indispensabile. Ricordo una cosa: non è che ciascuno decida e faccia, c'è una commissione che, in dei tempi che noi vogliamo siano definiti, deve valutare se ricorrano tutte le condizioni perché si possa procedere con quel tipo di trattamento. Quindi diciamo, non si apre le maglie ad un non rispetto della vita. Allora sentiamo anche il sindaco Emanuele Munari. Allora, sindaco, io ho avuto il monsignore del parroco di Riesi Pio X, il quale ha detto: la vita è un dono di Dio. Allora io ho contrapposto dicendo: sì, ma nel momento che ho questo dono, il dono diventa mio, e di quel dono faccio quello che voglio perché è mio il dono. Ma se il dono mi diventa un castigo di vivere, io quel dono non lo voglio più, decido di non avere più quel dono, perché è la mia vita, è la mia sofferenza. Perciò se questi genitori, come dice il professor Lorenzoni benissimo, hanno deciso di intraprendere questo percorso, va rispettato, perché è la loro figlia. E la bambina non può avere nessuna voce in capitolo, perciò bisogna ascoltare i genitori nel bene e nel male, se c'è questa possibilità di sopravvivenza, come secondo me dovrebbe essere chiaro che della vita, alla politica molto chiaro, che della mia vita devo decidere io o chi delego. Cosa ne pensa sindaco Munari? Sì, allora, quando parliamo di questo tema molto delicato, chiaramente per chi si riconosce appunto nell'essere cristiano cattolico, quindi la nostra storia che parla anche della nostra religione, è chiaro che ci sono filoni di pensiero che dicono: Dio ti dà la vita, solo Dio può toglierti la vita, indipendentemente se il dono è di serie A, di serie B, di serie C, o addirittura è un dono che ti fa soffrire tutta la vita. E questo lo mettiamo oggi da parte, perché se andiamo verso un mondo sempre più di diritti, e anche questo, il diritto alla morte, se brutalmente così possiamo chiamarlo, il diritto all'eutanasia, il diritto all'aiuto, bene, se questo una società come la nostra lo riconosce, ha deciso di riconoscere questo diritto, è chiaro, Mirella, che come dicevi tu o come diceva il professor Lorenzoni, è opportuno, se diventa un diritto, che la persona direttamente coinvolta, o in questo caso purtroppo i genitori, che sono gli unici che possono decidere sulla piccola, possano esprimersi e possano decidere chiaramente con una certa riflessione, chiaramente con un certo percorso, chiaramente
quando proprio non si può fare nulla, perché poi a volte i diritti diventano dei diritti all'ennesima potenza e qui ci sbraghiamo come sempre noi in Italia piuttosto che nel mondo. Quindi sul fine vita, diciamo, dobbiamo sempre mettere insieme quello che è la parte appunto nostra cattolico-cristiana con appunto questo nuovo diritto, fra virgolette, no? O diritto creato, che io rispetto, ma ripeto, solo i diretti interessati possono dirlo, perché altrimenti sennò diventa veramente una sagra, una fiera. Quindi io ci vado molto cauto su questo, perché... Però vede, Sindaco, non è che la sì. legge preveda chi crede in Dio e chi non crede in Dio. Una volta che c'è la legge vale per tutti. Allora, se io non sono cristiano, non credo in Dio, vado da un'altra parte. Però la legge è molto chiara e non se ne viene fuori. Allora, vogliamo capire che qualcuno deve decidere per tutti, nel bene di tutti, che la vita è una e ognuno, a mio avviso, a mio modesto avviso, deve decidere della propria vita, nel bene e nel male, perché è la propria vita, non la toglie a nessun altro, ognuno può fare quello che vuole, perciò non è che io ti obbligo a fare questo, io dico che della mia vita sono io che devo decidere. Luciano da Desenzano sul Garda, ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno Sindaco e all'altro signore che non mi ricordo. Professor Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione e Consiglio regionale. Vedete che faccio bene a farvi vedere i nostri amministratori politici. Andiamo? Sì, li conosco tutti e due. Niente, volevo dire che col signor Lorenzoni sono d'accordo. Se devi fare un'ecografia, una visita con la mutua, devi aspettare 5-6 mesi e a pagamento una settimana, mi capita anche a me. Però il punto, signor Lorenzoni, che la sanità migliore d'Europa ce l'abbiamo qua in Lombardia, in Veneto e al nord. Al nord arrivano decine di migliaia di persone dal sud a curarsi e purtroppo, o per fortuna al sud, Mirella, hanno gli stessi soldi per curare le persone, gli ospedali, anzi spendono di più che al nord. E vorrei dire al signor Lorenzoni, se mi può spiegare dopo, in Emilia Romagna, in Toscana, dove governano da 53 anni, com'è la sanità? Uno. Seconda cosa, Mirella, io sono uno che è per l'aborto, ho firmato tra parentesi, no? Ma anche l'aborto è un omicidio. Te lo dico io, che sono uno, ma ho firmato, diciamo, per l'aborto perché le persone che potevano andavano all'estero, tante donne morivano a farlo non in ospedale, no? Per questo, diciamo, e niente, io sono per l'eutanasia, anche qua devono andare in Svizzera, no? Devono andare in Svizzera. Insomma, uno quando è sano potrebbe scrivere in caso di malattia o qualcosa, va bene, niente, vi saluto, grazie, buongiorno a tutti. Grazie Luciano, fa piacere averti sentito. Prego, professor Lorenzoni. No, io sono d'accordo con il signore di Desenzano. Abbiamo una sanità ottima, però credo che la sanità di Emilia e Toscana siano altrettanto buone. Io lo dico, sono stato ricoverato a lungo purtroppo a Firenze perché ho fatto un incidente in bicicletta 2 anni fa e ho trovato una sanità veramente organizzata molto bene. Io credo che al di là della guida politica ci sia una cultura del territorio che è quella che condiziona soprattutto la capacità di dare risposte efficaci. E per fortuna in Nord Italia abbiamo una tradizione, un'organizzazione che è piuttosto solida. Sul modello lombardo io delle perplessità le ho, perché c'è stata veramente un'accelerazione verso il privato che ha fatto sì che le condizioni di cura siano riservate a chi le paga.
e questo secondo me non è accettabile. Discriminare su un diritto fondamentale che è quello della salute non è accettabile. Quindi il modello lombardo, mi auguro che dopo il Covid, dopo tutti i problemi visti a Bergamo e a Milano nella gestione dell'emergenza, sia stato rimesso in discussione. Non lo so, non ho evidenza su questo. Però ecco, io credo che quello che il presidente Zaia nell'intervista che ha fatto ieri ai quotidiani NEM di difesa della sanità pubblica sia una presa di coscienza importante. Come diceva lei, non faccio distinzione destra e sinistra, io non ho un mio partito, quindi cerco di diciamo così, seguire le idee che ritengo più valide. E riconosco che qui ci sia una validità, quindi molto laicamente. Anche perché l'aria del popolo non tira mica tanto dalla parte del privato, forse qualcuno l'ha sentito questo profumo che viene da un'altra parte, allora sta cercando di correre ai ripari, anche perché sì, abbiamo una sanità pubblica che funziona, ma ce la siamo anche pagata questa sanità, professore, ce la siamo anche pagata, come dice sempre il professor Avruscio, un luminare, ce la siamo pagata, non è che ci regalano niente, anche se funziona, Cristo, ci mancherebbe anche che non funzionasse, anche il Mose funziona, ci mancherebbe anche che non funzionasse con quello che ha costato, no, perché funziona, ha detto Brunetta, chissà, ci mancherebbe che non funzionasse. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è molto importante, visto che poi avrò anche il Francesco Calzavara, che è proprio assessore al bilancio, Corte dei Conti, bilancio Regione. Andiamo a sentire. Verifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2022. La Corte dei Conti ha verificato il rendiconto finanziario 2022 della Regione Veneto, il documento che certifica tutte le entrate e le spese sostenute nell'ultimo anno di amministrazione. Soddisfatto il presidente Zaia, presente nella sede di Rialto assieme a gran parte della Giunta. Si può sempre migliorare, però siamo felici anche perché è stata una bella parifica, è stato soprattutto sottolineato il grande lavoro che si fa. Poi è ovvio che è tutto migliorabile, si può fare sempre di più, però oggettivamente abbiamo preso in mano una regione che se avessi dovuto parificare 10-15 anni fa sarebbe stata una parifica molto difficile. Zaia ha ricordato alcuni numeri della regione, un risultato economico di 100 milioni di euro, una situazione patrimoniale di 10.641 milioni e un patrimonio netto che vale 2.628 milioni di euro. Sottolineando anche come il Veneto rimanga l'unica regione a statuto ordinario dove non c'è pressione fiscale aggiuntiva. Diverso il commento del Partito Democratico Veneto, presente con la capogruppo Vanessa Camani e il consigliere Andrea Zanoni, che ricordano alcune indicazioni critiche avanzate dalla Corte. Il tema delle Olimpiadi, che continua a essere una grande incognita per quanto riguarda la nostra regione, sia nel senso dei risultati che degli impegni economici, e poi in generale la grande questione del perimetro sanitario. Riteniamo totalmente insufficiente la lettura del presidente Zaia, che continua a raccontare di una sanità veneta dove va tutto a gonfie vele e dove non ci sono liste d'attesa. A Venezia il discorso si allarga anche a tematiche nazionali, come il recente intervento del governo circa il potere di controllo della Corte dei Conti sul PNRR, una polemica ricordata nella sua requisitoria dal procuratore regionale della Corte dei Conti Ugo Montella. Il ruolo della Corte è una garanzia per le istituzioni, perché mette al riparo da eventuali censure in sede giurisdizionale e quindi da responsabilità. Allora non ho capito proprio invece sul controllo concomitante tutta questa polemica che si è innestata laddove i nostri stessi padri fondatori erano ben consapevoli del ruolo della Corte come sostegno dell'amministrazione. Professor Lorenzoni, come commenta? Era un servizio di luglio, com'è la situazione adesso? Come vede lei del suo osservatorio, visto che è in Regione? Sì, ci apprestiamo a discutere il bilancio di previsione 2024 proprio in queste settimane, in questi giorni, e qui noi stiamo cercando di stimolare veramente la Giunta, il Presidente Zaia, perché non possiamo continuare a gestire il bilancio come è stato fatto negli anni scorsi. È cambiato il mondo negli ultimi anni, è cambiato veramente in maniera importante. L'inflazione che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni ha creato dei bisogni nelle famiglie che sono giganteschi e quindi quello che stiamo chiedendo è un maggiore impegno verso la sanità. La sanità del territorio è in difficoltà, bisogna aiutarla,
maggiore impegno verso le borse di studio degli studenti universitari. Siamo la regione che ha più studenti che hanno diritto alla borsa ma non la percepiscono perché non ci sono le risorse. Questo è inaccettabile. Chiediamo più risorse per le imprese, perché la nostra economia si sta trasformando e non stiamo facendo niente per questa transizione energetica. È importantissima. La minaccia climatica rimane un po' in sottofondo perché abbiamo le emergenze di tutti i giorni, abbiamo la guerra purtroppo e si parla di questo. Però la deriva climatica degli ultimi 3 anni è veramente preoccupante. Qui se vuole facciamo una trasmissione dedicata. No, io parlerei della deriva, professore, mi scusi con tutto il rispetto, però per la deriva climatica ne parlo tutti i giorni, però la deriva di questi stipendi, di queste pensioni, io non so se a voi giungono queste lettere, queste telefonate, questi messaggi che giungono alla Mirella, ma guardate che è una valle di lacrime in giro, non so se vi rendete conto che se non alzano gli stipendi e le pensioni non ce ne sarà per nessuno, professore, non hanno più soldi. Io ho un banco alimentare, stanno crescendo i banchi alimentari perché sta crescendo la povertà e qua parliamo di milioni e milioni che se ne vanno da tutte le parti su cose che non interessano a nessuno. È questo il problema, tutti i giorni vediamo queste cose e poi viene negato al pensionato poveretto un aiuto economico perché non ce la fa, perché ha l'ISEE alto, cioè il gas a casa e che si venda a casa, ma non si può andare avanti così. Sindaco, lei che tocca i problemi tutti i giorni con queste persone, cosa dice? Sindaco Munari. Anche noi riceviamo spesso e volentieri, purtroppo, segnalazioni e richieste di aiuto e quindi scopriamo situazioni che magari dall'esterno uno non si accorge. È chiaro che da un lato il progresso va avanti, deve andare avanti come si suol dire, però dall'altra, ripeto, la grande sfida è sempre quella di non lasciare indietro oggi 5, 6, 7 milioni di italiani che fanno fatica a tirare avanti, altri 6, 7, 8, 10 milioni di italiani che magari lavorano con uno stipendio diciamo sotto la media, nettamente sotto la media europea, quindi l'impegno anche politico, perché se vogliamo anche parlare alla pancia di queste persone, prendere i loro voti, penso che un attento politico, un'attenta amministrazione possa e debba andare anche in quella direzione. Io purtroppo vengo da una famiglia normale come tanti altri e quindi quando si parla di povertà, quando si parla di soglia, quando si parla di necessità, è chiaro che poi da sindaco ancora di più questa sensibilità si è accentuata e quindi io sono d'accordo, meno milioni buttati via per nulla o per fare grandi opere che servono solo per magari la nomenclatura o per magari egoismi personali, ma sempre più concretezza. La concretezza va anche nelle piccole cose, va anche nei piccoli servizi o nel migliorare i servizi. Chiaro, per un comune piccolo diventa difficile, però noi abbiamo tranquillamente alzato il budget nel sociale, perché ci siamo resi conto che in questi 8-9 anni di amministrazione si sono viste tante cose peggiorare. Non oso pensare nelle grandi città, e qui apro anche una parentesi anche a Lorenzoni, nelle grandi città dove, a differenza mia che conosco tutti i miei concittadini, grazie a Dio, o quasi tutti, nelle città le sacche di povertà sono spesso anche sconosciute e quindi io non so come suggerire agli amministratori di interessarsi di queste persone che spesso vivono ai margini della città, vivono ai margini della società e spesso e volentieri in maniera anonima vanno al banco alimentare, Mirella. Quindi tanto di cappello, però queste sacche ci sono in Italia, ci sono e dobbiamo tirarle fuori e dare anche a loro una dignità. Allora io vi ringrazio e vi saluto perché ormai ho anche forato, saluto tantissimo Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, secondo mandato centrodestra, saluto il professor Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, grazie anche a lei professor Lorenzoni di essere stato con noi, grazie, pubblicità.
salutati due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza la dottoressa Elena Gaiotto, vicepresidente cooperativa Una Casa per l'Uomo. Grazie dottoressa Gaiotto di essere qui. Abbiamo collegato da Jesolo Francesco Calzavara, assessore alla programmazione, attuazione programma, rapporti con Consiglio regionale, bilancio e patrimonio. La vedo dimagrito, assessore, la vedo dimagrito, come sta? Buongiorno a tutti. Assessore Calzavara. Come il bilancio della regione dimagrito. Infatti ne ho parlato prima col professor Lorenzoni, che era ospite prima di lei, e mi ha detto di chiederle perché non dà il 0,4% che prende la regione alle persone che hanno bisogno, alle famiglie. Come risponde, dottor Calzavara? Ma adesso loro fanno un ragionamento più ampio naturalmente che riguarda tutto un tema legato all'assistenza che la regione continua a dare e fare, credo, nel nostro bilancio. Non mi pare che non ci siano delle poste adeguate. È chiaro che sono soldi che non basterebbero mai, nel senso che i bisogni stanno aumentando, i costi energetici in particolar modo delle RSA stanno mettendo in difficoltà tutto quel settore, e stiamo cercando di capire compatibilmente con quella che è stata una scelta del Presidente Zaia, che è quella per 14 anni consecutivi di non mettere le mani in tasca ai veneti. La regione del Veneto è l'unica regione che non applica addizionale IRPEF. Questo vuol dire privarsi. Se noi facessimo un conto molto semplice, quello che fa una regione vicina a noi come l'Emilia Romagna, avremo 350 milioni di euro in più all'anno da spendere per i cittadini veneti. Quindi 350 milioni li lasciamo nelle tasche dei veneti. È chiaro che qualcuno, in particolar modo quelli delle classi meno abbienti, stanno un po' soffrendo l'aumento e l'inflazione, però crediamo che con le iniziative che metteremo in campo anche col bilancio 24-26 di poter soddisfare questo tipo di bisogni. Poi è chiaro che è un bilancio che noi pensavamo di chiudere in maniera un po' più agevole, la manovra che sta facendo il governo con un contributo di compartecipazione per quanto riguarda le regioni di 150 milioni, che a noi costa 28 milioni di euro, ci mette un po' in difficoltà, però stiamo lavorando in queste settimane per risolvere il problema. Allora, sentiamo come commenta la dottoressa Elena Gaiotto, appunto, che si occupa proprio delle fragilità, e soprattutto un problema enorme che abbiamo è la casa. Non ci sono case purtroppo da dare anche per mettere queste persone in grande difficoltà e fragilità, addirittura anche per le violenze che subiscono. Vado a prenderla e dove la porto? Cosa faccio? Dottoressa, come commenta le parole dell'assessore Calzavara? Sì, questo è un tema che sicuramente è importante, che dobbiamo trovare una strategia per affrontare. Noi come cooperativa sociale ci occupiamo del territorio, lavoriamo, siamo tutti i giorni presenti sul territorio qui della provincia di Treviso da oltre 30 anni, con servizi che cercano di andare a supporto delle persone che sono a rischio di quelli che noi chiamiamo un po' in gergo tecnico rischio di dispersione, di disagio, ma sono le persone fragili, i nuclei familiari, gli individui fragili che abbiamo sul territorio e che necessitano giorno dopo giorno di un sostegno, sia per quello che riguarda la casa, sia per quello che riguarda per esempio trovare un'occupazione che sia stabile e recuperare quindi un'autonomia nella propria vita quotidiana di tutti i giorni. Che è quella che dà dignità alla persona poi. Esatto. Allora cos'è che lei chiederebbe, dottoressa Gaiotto, proprio urgentemente? Chiederei urgentemente, il problema è sempre quello, sono le risorse che sono necessarie per portare avanti tutte queste attività. Noi adesso, ad esempio, stiamo ultimando un progetto realizzato nell'ambito 08, che è quello di Castelfranco, ed è un progetto importante, si chiama Prince, è un progetto di inserimento sociale, dove in un anno abbiamo ricevuto dai comuni più di 150 segnalazioni di nuclei familiari che hanno delle difficoltà sul tema abitativo, proprio di inserimento. Quanti nuclei? Più di 150. Avete sentito? I numeri adesso li dobbiamo elaborare. Quando però la Mirella li racconta, sono numeri che fanno veramente impressione. E sono situazioni che sono le più diverse, perché abbiamo persone singole, abbiamo nuclei familiari anche con 9 figli, quindi c'è una grande diversità. E il problema è che il progetto adesso finisce e non possiamo più continuare ad andare avanti, quindi la situazione è un po' questa. Sono situazioni che vanno seguite, perché trovare la casa non è la soluzione.
la soluzione è trovare la casa, ma anche fornire a queste persone gli strumenti per poi essere in grado di mantenerla e di portarla avanti. Quindi servizi alla persona. Servizi alla persona, ma anche un'educazione all'autonomia. Allora, Assessore Calzavara, quello che preoccupa è veramente capire come aiutare queste famiglie. I numeri che abbiamo, io ne so qualcosa, col Banco Solidale sono sempre più in aumento. Pensate che ho anche raccontato, lo dico anche alla dottoressa Gaiotto, martedì mi arriverà il cambio da Verona del Banco Alimentare, uno dei banchi nazionali, e non mi arriverà un litro di latte, non mi arriverà una passata di... non c'è più niente, non arriva più niente, perciò io dovrò acquistare, se vorrò dare una borsa dignitosa a queste famiglie che devo mangiare per una settimana. Ecco, io mi domando cosa sta succedendo nel silenzio totale. I supermercati non regalano più, ma fanno 3x4 con dei sconti incredibili, perciò anche là non arriva più niente. Il 5 per 1000 deve ancora arrivare, siamo a dicembre fra poco. Assessore, capisce che io l'ho invitata anche perché ci spieghi un po' com'è la situazione, perché noi abbiamo messo le pezze anche nella pandemia, dove la politica non arrivava, abbiamo sempre tenuto aperto, cerchiamo veramente di supportare le fragilità, ma siamo sempre più stretti dalla burocrazia, dei conti che non tornano, dalle risorse che non ci sono. Prego, Assessore. Guardi, da quello che posso vedere io è che in questo momento c'è proprio una grande differenza tra quelle che saranno le risorse in un prossimo futuro dedicate a investimenti a quelle che invece sono le disponibilità di spesa corrente, cioè quella che poi serve alle famiglie per sbarcare il lunario e per avere la possibilità di vivere dignitosamente all'interno della nostra regione. E quindi noi abbiamo il prossimo anno, giusto per darle dei numeri, insomma, abbiamo i soldi del PNR che nel Veneto vogliono dire 10 miliardi di euro, 1 miliardo di competenza della regione e molti dei comuni. All'interno di questi 10 miliardi, ad esempio, 100 milioni per l'ATER, quindi per le ristrutturazioni di case e per nuovi progetti per un'edilizia residenziale pubblica a prezzi convenzionati. E poi abbiamo i soldi del Fondo Sviluppo e Coesione, sono 600 milioni, fine mese il Presidente Zaia firmerà insieme alla Premier Meloni questo accordo che per il Veneto vale appunto 600 milioni nella programmazione 21-27 e il 2024 sarà il primo anno di vera programmazione dei fondi europei della programmazione, anche questa 21-27, che vede nel nostro bilancio aumentare la quota di compartecipazione di più di 90 milioni di euro. Quindi ci sono da qui al 2027, come dire, tantissimi soldi che arriveranno nel tessuto economico della nostra regione per dare delle risposte, sperando che i comuni in particolar modo abbiano la capacità poi di spendere questi soldi, soprattutto per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei tempi che devono essere realizzati, che vi ricordo è quello del 2026. Il problema vero, ma che credo che sia un problema di carattere nazionale, non è il caso che le regioni si siano particolarmente risentite di questa manovra finanziaria, che aveva visto la sera prima le regioni trovare un accordo per aumentare a 3 miliardi il fondo sanità, 500 milioni per il trasporto pubblico locale e 50 milioni per gli investimenti, e la mattina dopo chiedere alle regioni 350 milioni di compartecipazione. Vuol dire che il problema di liquidità della nostra nazione, dello Stato italiano, ma non del governo, dello Stato, è a rischio, e il prossimo futuro, qualora si dovesse inserire un nuovo patto di stabilità particolarmente stringente per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, saranno veramente delle grosse difficoltà per tutti. Quindi la coperta è corta, da ogni parte si lascia fuori qualcuno, però insomma crediamo che in questi anni gli sforzi che ha fatto la Regione, vi ricordo che l'82% del bilancio della Regione, che sono 18 miliardi, sono per sanità e sociale. È chiaro che, come dicevo all'inizio, non bastano mai, ci sono degli elementi di novità e purtroppo non è una novità occasionale, ma sta diventando strutturale, come quello dell'aumento dei costi energetici, in particolar modo per le case di riposo. È chiaro che se le case di riposo mi chiedono 100 milioni di euro, io che sto combattendo per chiudere il bilancio per qualche milione di euro,
l'unica strada è quella di aumentare le tasse. Il Presidente Zaia non ritiene che questo sia, non lo ha mai ritenuto dal primo anno nel quale si è insediato, non lo ritiene neanche quest'anno, e quindi dobbiamo cercare di fare quello che si può con le risorse che abbiamo, ripeto, considerando che lasciamo molte risorse in tasca ai veneti. Allora, dottoressa Gaiotto, lei come commenta le parole dell'assessore Calzavara? Ci sono dei soldi, quelli abbiamo, con quelli dobbiamo fare, la coperta è corta, abbiamo sentito anche per la Regione, però se è corta per la Regione pensate per noi che siamo sì, poi gli addetti ai lavori finali. Prego. Sì, è ovvio che le risorse non sono infinite e quindi dobbiamo trovare un modo per ottimizzarle e per utilizzarle al meglio. E questo richiede anche... per esempio è importante nel tipo di lavoro che facciamo tutto il lavoro di coprogettazione dei servizi fatti, per coprogettazione intendo il lavoro e l'ideazione delle attività e dei servizi fatti dal terzo settore, che siamo noi che poi sul territorio lavoriamo con i cittadini tutto il giorno, e insieme alle istituzioni che erogano i finanziamenti, in modo che le risorse possano essere destinate ad attività che hanno una finalità concreta di supporto e non per azioni estemporanee, ma per azioni che poi vadano, come dicevo prima, a lavorare su quello che va di moda chiamarlo empowerment, ma dare alla popolazione gli strumenti per poi rendersi autonomi e non avere più bisogno dei sostegni e dei supporti. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare noi e di portare avanti. Anche come perché, idea. Assessore Calzavara, è vero i numeri che dice lei, questi soldi, perché la gente a casa che ascolta i nostri ascolti, milioni, ma poi se li dividiamo in tutte quelle associazioni che hanno bisogno di essere supportate, parlo delle cooperative, di tutto e di più, capite bene che quello che arriverà saranno no briciole ma quasi. Il problema è, Assessore Calzavara, che forse io penso che in questo momento se chiedessimo agli italiani se io metto le mani in tasca tua per aiutare la comunità in generale, sei d'accordo o non sei d'accordo? Perché vede Assessore Calzavara, quando c'è una necessità, una fragilità che hanno bisogno di aiuto, vediamo come rispondono subito i cittadini, anche quelli che hanno poco. Con questi aiuti, ad esempio il 5 per 1000 è una testimonianza, ma anche gli appelli che vengono fatti nelle televisioni, il cittadino risponde immediatamente perché vuole supportare. Allora, in un caso drammatico come questo, dove anche il nostro territorio, mai avremmo immaginato di vedere arrivare ai nostri banchi alimentari persone e famiglie al di sopra di ogni sospetto, nostre venete, capisce che ormai forse qualcuno dice, beh, forse sarà meglio che il Presidente Zaia metta anche le mani nelle nostre tasche se questo diventerà un bene comune per tutti, perché a questo punto bisogna pure ragionare anche in questa maniera, perché così non si può proprio andare avanti, Assessore. Dicevo prima anche a Lorenzoni e al Sindaco Di Gaglio, le telefonate che ricevo, i messaggi che ricevo, che poi li vado a verificare di persone veramente che hanno bisogno di aiuto e persone per bene che hanno lavorato una vita che non ce la fanno più. Capisce che forse sarà il modo anche, lo dica il Presidente Zaia, di rivedere un po' queste posizioni. Prego, Assessore. No, guardi, siamo reduci proprio questa settimana delle audizioni, cioè quando si fa il bilancio si ascoltano anche le parti sociali. E noi abbiamo incontrato i 3 rappresentanti dei sindacati regionali che ci hanno evidenziato queste criticità. E quindi ti dico, guarda che la situazione, in particolar modo sembra che la soglia di povertà in Veneto stia aumentando, e quindi le difficoltà che prima erano di una parte minimale dei veneti sta aumentando, e quindi c'è un rischio veramente di mettere in difficoltà poi quelli che diventeranno il tentativo di dare una risposta. Non può venire da regione, inevitabilmente arriverà dal comune, no? Perché poi la regione non arriva alla singola famiglia, la regione può attivarsi attraverso delle forme di compartecipazione con i comuni, che poi sono quelli che sono, come dire, l'ultimo miglio, no? La persona va o dalle associazioni di volontariato o va dall'assessorato alle politiche sociali del proprio comune per cercare di avere un po' di aiuto. E immediatamente dopo sono entrati i datoriali, quindi è entrata tutta l'imprenditoria del Veneto.
e praticamente tutti hanno ringraziato il Presidente per non aver applicato l'addizionale IRPEF. Allora io alla fine di quella giornata mi sono detto: ma qual è il Veneto? Qual è il Veneto? Quello dei sindacati o quello della piena occupazione dei lavoratori, quella che riesce a sovraperformare il PIL nazionale grazie a questo straordinario tessuto economico che dà lavoro, che dà comunque per chi può ancora lavorare delle opportunità? Ma è una domanda alla quale io non ho una risposta, perché credo che entrambi rappresentino dei bisogni e delle necessità. Ora, trovare l'equilibrio è difficile perché poi credo anche che l'approccio verso la forma di tassazione da parte dell'ente, delle istituzioni, cioè mentre il Veneto se gli chiedi 1.000 euro per fare beneficenza te li dà, se gli chiedi 1.000 euro per una tassa sei un ladro. O comunque la politica è ruberia, perché c'è nell'immaginario collettivo che paghiamo troppe tasse. Allora, nell'immaginario di chi ha una tassazione che è superiore al 40%, al 46%, anche ogni piccola nuova tassa viene percepita come una ruberia, un qualcosa che non va bene. Molto probabilmente, ma è un po' quello che bisognerà fare, non so se lo fa qualcuno in futuro dopo la fine di questa legislatura del Presidente Zaia, è trasformare un eventuale addizionale IRPEF, che tecnicamente è sempre un addizionale IRPEF, con una tassa di scopo. Cioè io prima di tassarti ti dico come spenderò quei soldi. Ecco che allora quello potrebbe essere uno strumento di trasparenza e di rapporto fiduciario tra enti, regione e cittadino, e forse ci sarebbe, come dire, un maggior trasporto, una maggiore facilità ad assumersi anche questo onere. Ma vi ricordo che ad esempio, ma perché mi arrivano lettere tutte le settimane, ci sono molti cittadini che sono convinti di già pagarla l'addizionale IRPEF, perché nelle vostre buste paga c'è scritto trattenuta per l'addizionale Regione Veneto dell'1,29%. Quelle risorse vanno tutte allo Stato, non vanno alla Regione del Veneto. E quindi sono comunque quei messaggi anche poco chiari che fanno capire ai cittadini che non possono accettare nuove tasse. Poi molto probabilmente crescerà anche la sensibilità da parte di molti che la Regione deve avere anche un ruolo di redistribuzione del reddito, però lo deve fare cercando di coniugare non solo l'assistenza ma lo sviluppo. Perché pensare, come pensa Lorenzoni, il professor Lorenzoni o una parte dell'opposizione che c'è all'interno del Consiglio regionale, che un eventuale addizionale IRPEF serva solo a dare contributi alle associazioni di volontariato o a chi non ce la fa più, credo che sia riduttivo nel momento in cui, semmai, ma non mi pare, sicuramente non lo sarà il 24, ci dovesse essere un addizionale IRPEF, bisognerebbe coniugare da una parte un aumento al sostegno alle nuove povertà a chi ha bisogno, ma dedicare ulteriori risorse anche ad investimenti e sviluppo della nostra regione. Abbiamo Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere all'assessore. Allora, appunto ha parlato dell'IRPEF regionale che è trattenuta nelle pensioni e nelle buste paga. Ma dovrebbero decifrare bene dove vanno questi soldi. Non scrivere sulla pensione IRPEF trattenuta, per esempio mio marito si trattengono 21 euro ogni mese. Ma questi soldi dove vanno a finire? In che tasche? Che servizi abbiamo con questi soldi? Anche il comune. Il comune adesso, ho sentito ieri, il Treviso aumenterà l'IRPEF comunale. Ma io che è da 43 anni che aspetto dei punti luce, questi soldi che vengono riscossi dalla pensione, dove vanno a finire? Che servizi ho io? Che qua nella mia zona non usufruisco di niente, usufruisco solo dell'asporto rifiuti
che me lo pago. Me lo pago, non è che mi sia dato gratuitamente. Io voglio pagare le tasse, però avere dei servizi. Pago l'IMU della seconda casa, data in comodato uso gratuito a mio figlio, 400 euro all'anno, con una pensione da 1.300. Dovrebbe la regione fare dei censimenti a vedere chi ha una casa data in comodato, ma dice la parola stessa, comodato uso gratuito. Io ho l'immobile, però non mi dà reddito. Non mi dà reddito, non mangio malta e mattoni. Io mi batterò sempre per queste cose che sono ingiuste. Dovrebbero fare un censimento a vedere chi ha una casa e chi ne ha 20. A quello che ne ha 20 ha un reddito perché percepisce l'affitto. Io no. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, molto chiari, questi sono i problemi e pure le domande che si pongono i cittadini, ma la trasparenza dei soldi, dei miei soldi, perché ho detto, io sarei, l'ho appena detto, sarebbero anche contenti di pagare se avessero poi dei servizi, perché non è che Nadia ha detto io non voglio pagare, io voglio sapere dove vanno a finire questi soldi, che trasparenza c'è, perché io servizi non li vedo. Prego dottoressa, come commenta? I servizi non ci sono, io credo che ci siano, ma forse non si vedono dobbiamo vederli un po' nella generalità di quello che è per esempio un comune e di tutti i servizi che vengono erogati. Ovvio che quando manca il punto luce, come diceva la signora, è un problema concreto, individuale, però se pensiamo a tutti i servizi che eroga un comune, che vanno dalle scuole, i trasporti, appunto i servizi che vengono erogati per le persone in difficoltà, eccetera. Il sistema sociale è un sistema complesso e forse a volte non li vediamo concretamente perché sono dati alla collettività e individualmente facciamo più fatica a vederle le cose. È ovvio che come dicevo prima, è importante che i contributi che vengono dati, cioè i soldi che noi paghiamo in tasse, che poi diventano in effetti contributi che la regione o il comune erogano anche a sostegno di chi come noi lavora poi nel sociale per ridistribuire i servizi, è necessario che siano ottimizzati. Ti faccio un esempio molto concreto. È uscita c'è una legge nazionale dell'intesa Stato-Regioni che riguarda il tema della violenza di genere e che stabilisce che è obbligatorio per un centro antiviolenza avere un servizio di reperibilità H24 a supporto sia dei servizi pubblici come ad esempio le forze dell'ordine che si trovano di fronte a una situazione di violenza, ma anche delle donne stesse vittime di violenza. Ecco, in provincia di Treviso ci sono 5 centri antiviolenza e ognuno di questi 5 centri antiviolenza percepisce un finanziamento dalla regione per questo servizio. Il finanziamento che dalla regione non è sufficiente per garantire la copertura H24 365 giorni all'anno. Che sei obbligato a fare se vuoi. Per un centro. E se pensiamo che in provincia di Treviso dovrebbero esserci 5 persone contemporaneamente con 5 numeri di telefono diversi, reperibili per fare la stessa attività, allora capiamo che forse questi fondi non vengono destinati nella maniera corretta. Forse dovremmo ripensare al modo di gestire questo tipo di servizio per renderlo più efficace e utilizzare al meglio le risorse. E dare veramente un servizio che si chiami servizio. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno al tuo ospite e tutti i spettatori che sono in ascolto. Allora, per la prima volta non sono completamente d'accordo quando hai detto mettiamo le mani in tasca ai veneti. Posso anche essere d'accordo in un certo senso, ma i veneti che da un certo reddito in su, perché già stamattina, cioè specialmente per le persone anziane sole, è veramente una vita che pregar Dio che ti toga, perché pensione di reversibilità perché hai dato tutta la tua vita al volontariato ai genitori, quindi contributi solo 14 anni ed è anche qui nel calderò perché non te avevi la possibilità di pagarti che erano altissimi sui commercianti allora i contributi per altri 6 anni, quindi solo la reversibilità che naturalmente
per le persone non politiche si ha il 55%, il coniuge ha dei contributi sudatissimi, 12 ore di lavoro, è stato in pensione solo 6 mesi, poi il padre eterno che pensare all'improvviso di Torsio, quindi anziana sola, terzo piano senza ascensore sono con 1.000 euro al mese. 300 ne vanno di condominio, nonostante che sia il mio grande appartamento è 60 metri quadrati. Adesso notizia Segarotto a Caldaia, sì che almeno per un po' di mesi, compreso Natale, potrò mangiare solo riso perché bisogna pagarle, e adesso sentire anche la notizia, ok? Prima di tutto io esorterei che quando che arriva Sischei spenderli meglio, perché come tu sempre dici giustamente, sottolineo 30 volte giustamente, i soldi vengono sperperati, non spese, tanto paga Pantalone, e abbiamo visto col 110 cosa è successo, se i costi triplicati perché tanto pagava Pantalone. Questa è la nostra coscienza, ma questi sono le persone, quindi bisogna fare i conti con questo tipo di persone, me metto in mezzo da me, per carità, ci mancherebbe altro che siamo. Quindi se mai fosse, e io penserei che è meglio spendere meglio quelli che già diamo tanto, sopra un certo reddito, non certo sotto un certo reddito, che come cite molto meglio di me, perché vivo a mia realtà e di qualche altra persona come me tu, perché ti dai da fare egregiamente da anni, sotto un certo reddito siamo già alla disperazione. Grazie non c'è dubbio, mille. Paola, non c'è dubbio, quello che dici è verità. Quello che però io noto è che tutti parlano di evasione fiscale, ma nessuno ha il coraggio di toccare questi evasori. Assessore Calzavara, noi vediamo le denunce dei redditi, poi vediamo queste persone, questi nomi e cognomi, perché li abbiamo, e rimaniamo un po' perplessi. Ma perché la politica non riesce a far pagare le tasse a quelli che dovrebbero veramente pagarle, che potrebbero pagarli? Ho addirittura sentito un industriale donna che ha detto fateci pagare più tasse. L'ha dichiarato assessore, perciò non è che io mi inventi le cose. Ma perché nessuno riesce a fermare questa evasione fiscale, oppure veramente andare a vedere chi è veramente l'evasore? Perché noi abbiamo avuto le multinazionali che hanno iniziato a pagare ieri le tasse in Italia e poi si sono accaniti con l'artigiano perché quello era il vero evasore. Ecco, quando si parla di questo va via addirittura. Ecco il collegamento, cade il collegamento. Quando parlo di evasione fiscale non so cosa succede, cade sempre il collegamento che adesso ripristineremo. Dottoressa Gaiotto, allora in attesa che riprendiamo il collegamento andiamo a vedere anche questo video che lei ci ha portato, che fa capire veramente bene di cosa si occupa la dottoressa Gaiotto, cyber stalking. Andiamo a vedere. Dottoressa Gaiotto, capiamo perché la dottoressa è qui questa mattina per parlare anche di questa violenza subdola, come dice lei, che però arriva dappertutto, in tutte le famiglie, alle fragilità che non sanno difendersi. Prego, dottoressa Gaiotto. Questo è un video di un progetto di cui sono particolarmente fiera, che abbiamo realizzato insieme alla Regione del Veneto lo scorso anno. Noi come cooperativa ci occupiamo di violenza contro le donne e ce ne occupiamo sia dal punto di vista delle donne che la subiscono, e abbiamo infatti un centro antiviolenza a Montebelluna con 4 sportelli sul territorio e 2 case rifugio, ma lavoriamo anche per il trattamento degli uomini autori di violenza, cioè andiamo ad agire proprio lì dove nasce la violenza, che è fondamentale anche in ottica di prevenzione, perché altrimenti
l'obiettivo è quello di interrompere la violenza, quindi il lavoro con gli uomini. Cambiamento maschile. Esatto, cambiamento maschile è il nome proprio del nostro servizio. Noi siamo abituati a pensare alla violenza soprattutto nelle forme quelle che poi finiscono sui giornali, che sono la violenza sessuale, il femminicidio e la violenza fisica. In realtà negli ultimi anni, soprattutto con lo sviluppo della tecnologia, stiamo assistendo alla nascita di nuove forme di violenza, che sono le forme di violenza digitali, che sembrano meno pericolose perché avvengono non nella vita fisica, ma avvengono nel mondo online, però sono altrettanto pericolose, forse anche di più. Ad esempio, quelle che sono forse più conosciute, ad esempio il revenge porn, che abbiamo anche una legge in Italia su questo. Il revenge porn sono quelle violenze che vengono fatte quando delle immagini intime vengono diffuse senza il consenso della persona che viene ritratta. E sembra una sciocchezza, sì. In realtà è una forma di violenza che ha un impatto psicologico enorme sulle donne. Tanto che sono suicidate. Infatti la statistica ci dice che quasi la metà delle donne che subiscono questo tipo di violenza ha idee di suicidio. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo con i nostri centri antiviolenza, stiamo anche formando i centri antiviolenza in tutta Italia, è proprio quello di riconoscere queste forme di violenza e aiutare le donne a venirne fuori. Leone da Trebasele, che vai Leone? Grazie, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Allora adesso stiamo parlando della violenza sulle donne. Adesso si ricomincia a parlare di funerali di questa ragazza pakistana che è morta, uccisa dai genitori. Però questa ragazza aveva denunciato. Come mai che è morta? Non doveva succedere? Quando una donna denuncia, non deve succedere in qualsiasi modo che una donna viene ammazzata. Il giorno che lei ha denunciato, questo paese è responsabile. Qui è incredibile, questo paese non riesce a risolvere un problema, uno che sia uno. Quando una donna ha denunciato, si deve attivare un sistema che la donna deve essere protetta 100%, non deve essere uccisa mai, assolutamente mai. Non me ne frega niente se ci sono questi centri, perché questi centri funzionano finché funzionano, poi succede sempre che la donna è lasciata sola, quel minuto che è lasciata sola viene presa e ammazzata. Perciò io vorrei che in questo paese, quando una donna ha denunciato, non muoia. Questo pretendo, non voglio, pretendo. Una cosa vorrei dire all'assessore al bilancio di Veneto, assessore Calzavara. Qui c'è una tassa che noi non paghiamo in Veneto, però se perché non paghiamo la tassa non ci sono le borse di studio per gli studenti, non ci sono i soldi per lo sport in Veneto meno che in altre regioni, non è un vantaggio. Cioè è un vantaggio per quello che non la paga, ma per la regione intera è una perdita. Perciò bisogna valutare bene se questa tassa è necessaria o no, perché se è necessaria per dare le borse di studio, per fare lo sport e tutto il resto, è meglio che noi veneti la paghiamo come tutti gli altri italiani. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone, che ringraziamo. Prego Assessore, eravamo rimasti all'evasione fiscale ma era caduta la connessione, si è ripresa. No. Cade tutto, parlo di evasione fiscale, cade tutto. Prego Assessore. Sembrava fossi scappato di fronte all'evasione fiscale, ma ci sono qua. No, cerco di dare 3 risposte. La prima, per quanto riguarda la prima telespettatrice che chiedeva dove va a finire l'addizionale IRPEF che paga suo marito, va nel calderone del bilancio di Roma nazionale. Non sono soldi che vengono introitati dalla regione del Veneto.
Quindi quei soldi vanno dentro nel bilancio che poi serve a far funzionare lo Stato, serve ad avere le forze dell'ordine, quello che lo Stato garantisce quotidianamente per far sì che si possa vivere in un paese, insomma, migliore, credo, complessivamente di molti altri. La seconda, che faceva riferimento a IMU, IMU è una tassa comunale, quindi non coinvolge la Regione del Veneto, è una tassa che ogni comune applica a seconda delle proprie necessità, ma perché la difficoltà che oggi ha la Regione nel chiudere il proprio bilancio ce li hanno anche tutti i comuni, che sono anche loro stati coinvolti nella richiesta di un contributo di compartecipazione e quindi devono inevitabilmente trovare nuove risorse attraverso nuova tassazione. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, io vorrei ricordarvi che dalle ultime ricerche, indagini e comunque conferme, il Veneto insieme al Trentino Alto Adige risultano essere le regioni più fedeli fiscalmente, cioè quelle che pagano più tasse rispetto al fatturato, rispetto al valore della produzione che la nostra regione fa ogni anno. Ecco che allora in questo paese sentirsi dire che noi dobbiamo ancora di più, per carità, poi il furbo c'è sempre, quello che chiede i buoni mensa e arriva col Porsche davanti alle scuole, li conosciamo, ci sono sempre stati. Ma che ancora una volta si chieda ai veneti di continuare a fare degli sforzi, mentre metà del paese non contribuisce per niente alla finanza pubblica, perché l'evasione fiscale in alcune parti di questo strano paese che è l'Italia, lungo e stretto, come si dice sempre, è la normalità. Io credo che ci si debba anche porre un qualche problema fino a che punto... Assessore Calzavara, mi scusi, lei l'ha detto molto chiaramente sulla storia di Nadia che ha telefonato, i soldi vanno nel caglierone per far sì che lo Stato funzioni meglio e dia servizi. Allora io non sto parlando del Veneto, io sono veneta ma sono italiana e avrei piacere che gli italiani pagassero le tasse tutti, perché poi nel caglierone se loro pagano tutte queste tasse ne beneficiamo anche noi, perché sono tanti soldi. Questo è quello che noi vogliamo, no? Il Veneto paga o non paga, noi vogliamo che gli italiani paghino le tasse, perché questo aumenterebbe tantissimo, anzi riusciremo a fare un altro o due finanziari se tutti pagassero le tasse. E questo è il problema, non cominciamo a dividere il Veneto o la Campania, gli italiani devono pagare le tasse, prego. No, ma sono pienamente d'accordo, era quello che sottolineavo, insomma, che noi insieme con Lombardia e Emilia Romagna siamo quelli che contribuiscono a creare avanzo rispetto al resto del paese. Quindi se si ferma la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, questo paese dopo 3 mesi va in fallimento. Ecco che allora se non si riesce a livello nazionale, ma io ho perso ogni speranza, cioè perché lei è da molti anni che fa questa trasmissione, ha visto governi di destra e di sinistra, governi tecnici, tutti parlano di evasione fiscale, ma poi alla fine qualcosa è migliorato sicuramente, però c'è la percezione che una parte in questo paese non contribuisce adeguatamente a quelli che sono i costi di funzionamento dello Stato. Ma nella stanza dei bottoni ci siete anche voi come partito? Mi sembra che ci sia anche la Lega, che ci sia Fratelli d'Italia, che ci sia Forza Italia. Siete voi nella stanza dei bottoni che noi abbiamo delegato, non dico lei assessore, ma parlo in generale. Se no, cosa andiamo a votare? Noi deleghiamo per un bene dello Stato e lo Stato siamo noi. È questo che dovrebbero fare i partiti che sono nella stanza dei bottoni, uno dei quali lei lo rappresenta in questo momento. Sì, però da Monti in poi, quindi da un governo tecnico come era Monti che non doveva rispondere al consenso, al governo Draghi, al governo dei 5 Stelle, a questo governo, lei vede una oggettiva difficoltà a far sì che una parte del paese contribuisca alla pari del resto. È ormai fisiologico, cioè io non ho fiducia che in futuro qualunque governo possa arrivare
Ma lei è assessore al bilancio, non vorrà mica dirmi che non si potrebbe fare, assessore, che per far tornare i conti in questo paese, visto le condizioni, perché ormai perché tutti stiamo male, non è che c'è chi sta più bene o più male, stiamo tutti male, glielo posso assicurare, questo ex ricco nord-est è alla canna del gas, assessore, abbiamo perso gli artigiani, abbiamo perso i piccoli industriali, gli operai vivono con 1.200 euro al mese, il pensionato con 500 euro, guardate che qua sta saltando in banco se veramente qualcuno non prende provvedimenti. Dottoressa Gaiotto, cosa dice? Qua sta saltando in banco o sbaglio? No, ma lei sente un siciliano lamentarsi? Sì, c'è il nostro, sì, chiamano anche qua, sì, anche un siciliano che chiama, spero che chiami anche questa mattina, anche loro, perché assessore, ci sono delle brave persone anche là e non dimentichiamolo, veramente che stanno cercando di sopravvivere anche là. Prego, dottoressa Gaiotto. Sì, noi, come dicevo all'inizio, noi nelle nostre attività lo vediamo un aumento di queste nuove povertà e di richieste di aiuto e di sostegno che arrivano ai comuni direttamente e indirettamente poi anche a noi. Cerchiamo di intercettarli, di fare attività preventiva per quanto possibile, però in effetti è una situazione che va presa in mano decisamente. Bisogna prenderla in mano. Assessore, parlava della Sicilia, sa che abbiamo intervistato anche dei siciliani che hanno detto che loro non vogliono il ponte di Messina? Che proprio non lo vogliono, che non gli interessa il ponte di Messina? Ma no, perché bisogna anche dirlo. E poi i grandi esperti che dicono che non si farà mai perché c'è una corrente di venti terribili, perciò dicono lasciate che parlino, poi vedrete se questo ponte si farà. Esperti, non politico che tira da una parte o dall'altra conforme il vento che tira. Là c'è un vento, ragazzi, che prima di fare sto ponte devono pensarci su. Il ponte Morandi è una dimostrazione, Vaia è una dimostrazione, il Mose è una dimostrazione. Se continuiamo così e far parlare quelli che non sanno invece di far agire quelli che sanno, ecco, l'assessore parla ma lui è competente, sa dare i numeri, noi invece ci fanno dare i numeri perché stiamo diventando pazzi, assessore, per far tornare i conti che non ce la facciamo più. Prego, assessore Calzavara. Il tema delle opere pubbliche in Italia è un tema, insomma, di difficile soluzione, perché purtroppo opere anche straordinarie come il Mose, che è un'opera straordinaria, è un'opera ingegneristica che ci viene invidiata da tutto il mondo. Qual è stato il problema? È che oggi salva Venezia. Vi ricordo che negli ultimi 20 giorni il Mose è stato sollevato per 10 giorni, se no Venezia con l'alta marea sarebbe andata sotto un'altra volta come nel 66 e come nel 2019. E quindi questa opera ingegneristica straordinaria è poi viziata da un percorso forse troppo lungo e adombrato da qualche dubbio, come poi la magistratura ha accertato, ma l'opera in sé è un'opera straordinaria. Sì, guardate che quelli che erano i fautori del no, perché io c'ero al comitatone quando è stato deciso se farlo o meno, e allora c'erano quelli che dicevano che era un'opera inutile e che non era la soluzione. Oggi sono quelli, in primis il professor Cacciari, oggi sono quelli che in qualche modo devono dire ma forse effettivamente è un'opera incredibile. Allora, adesso io non so il ponte sullo stretto, credo che sia un'opera che al di là della sua tenuta dal punto di vista dei costi ingegneristici ha poi una valenza straordinaria di tentare di far capire che il paese arriva fino in Sicilia. Se poi i siciliani, come sempre, sono molto, come dire, orgogliosi della propria identità e della propria specialità, che li fa una regione che ha il proprio statuto, che ha la propria assemblea, che i consiglieri regionali si chiamano onorevoli, di tutta una serie di benefici che quel paese gli è stato dato. Probabilmente il ponte gli dà fastidio che poi la gente arrivi più velocemente e si attacchi al resto del paese. Però credo che il nostro paese, anche attraverso la realizzazione di opere pubbliche, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avrà la capacità, spero nel 2026, di presentare un paese più moderno, più efficiente, con minori costi. Minori costi vuol dire avere maggiori disponibilità allo Stato, probabilmente per dedicarsi a quei settori dove investe meno. Cioè noi in sanità siamo
nei paesi quelli con un'economia più sviluppata in Europa siamo quelli che investono meno, così come nella ricerca, però credo che non possiamo far finta di niente rispetto al debito pubblico, un debito pubblico dove ognuno di noi in quota parte probabilmente ne ha un po' beneficiato, e che a partire dal 2026, quando si sommerà alla quota parte che dovremo restituire all'Europa per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avrà un'incidenza notevolissima nei costi. Quindi io ho la sensazione che da qui in avanti, se non cresce in maniera esponenziale l'economia generando PIL, generando ricchezza, vivremo tempi molto difficili. Molto duri. Abbiamo Teresa da Venezia. Ciao Teresa. Buongiorno. Senta, è la prima volta che io la chiamo. Prego. E visto che parlate di tasse, perché l'Agenzia delle Entrate non trovano chi ha veramente i soldi e non pagano le tasse? Loro sono capaci soltanto di pensionati, lavoratori, perché sono sicuri se li trattengono. Fanno schifo, posso dirlo? L'hai detto? L'hai detto. Basta così, Teresa? Ma è una cosa incredibile. Avevano parlato di tassare le banche, ma quanto sembra? Tutto va a monte? Perché siamo controllati su tutto, anche in casa nostra, e non vanno dove devono andare. È una vergogna, mi fanno veramente schifo. Abbiamo sentito, grazie Teresa, devo andare avanti, ormai ho anche forato, siamo in chiusura, grazie Teresa della telefonata, ognuno fa le proprie riflessioni a casa, la trasmissione serve a questo, a sentire il popolo, Assessore, il popolo che ha voglia di parlare, di dire, di criticare, di fare delle proposte anche concrete. Come ci lascia, Assessore, cosa vuole dire? Ma guardi, credo che mattinate come queste servono anche proprio a far crescere la consapevolezza che per aumentare la qualità dei servizi di una regione c'è bisogno di una maggiore compartecipazione. Insomma, mi pare che anche questa mattina inizia a farsi comprendere anche da parte di chi magari è contrario a qualsiasi tipo di tassazione, ma che capisce che di fronte a un'indicazione precisa, ecco, quello che a me dispiace è che tante volte la regione del Veneto viene comunque considerata come la politica, l'ente, Roma, no? Invece io che ho da qualche anno questa delega vedo l'attenzione che il Presidente Zaia, che gli uffici dedicano alla cura del bilancio, a non sprecare delle risorse, a non buttare via soldi, chiedendo soldi ai veneti e dopo buttandoli via. Ecco che allora io credo, adesso ripeto, non sarà il 24, ma in un prossimo futuro un presidente che deciderà di applicare l'addizionale, dedicandola e in maniera puntuale, precisa a quelle che possono essere i bisogni del Veneto, che come dicevo prima sono da una parte sostegno alla nuova povertà, alla casa, alla scuola, dall'altra allo sviluppo economico della nostra regione. Credo che un po' alla volta, insomma, si comprenderà che anche dare qualcosa per un bene collettivo non è poi così male. Scusi Assessore, se lo chiede anche lei, sa niente il 5 per 1000 che fine sta facendo, che ha fatto? No. Ecco, neanche in Regione sanno niente. Ecco, noi siamo qua che aspettiamo, ecco, inviteremo il senatore Bitonci per capire dove va a finire. Prima lo ricevevamo a settembre, poi ottobre, poi dicembre, speriamo che arrivi. Grazie all'Assessore Francesco Calzavara, grazie di essere stato con noi. Dottoressa Gaiotto, come chiudiamo? Cosa vuole dire? Che è importante il confronto e il lavoro che si fa, ed è importante soprattutto avere la possibilità di un dialogo con le istituzioni, esatto, tra le istituzioni e il terzo settore, chi poi lavora sul territorio, per riuscire a supportare la popolazione in modo sempre più efficace ed efficiente anche dal punto di vista economico. Ecco. E allora noi chiudiamo proprio col secondo video di cyberstalking, perché è molto importante, perché è qualcosa di importante che ha fatto la dottoressa Gaiotto assieme alla sua squadra a questa importante associazione. Andiamo a vedere.
Allora, dottoressa Gaiotto, commentiamo anche questo video velocemente, salutiamo, prego. Questa è l'altra versione del video che abbiamo visto prima, quello prima era rivolto agli uomini. E questo invece è rivolto alle donne, quindi sono le due facce della stessa medaglia. Che dobbiamo supportare in un periodo veramente critico per molte donne, tra le quali qualcuno purtroppo non c'è più, non qualcuna, ma molti, i numeri sono devastanti. Grazie anche alla dottoressa, veramente grazie a Elena Gaiotto, vicepresidente cooperativa Una Casa per l'Uomo. Finalmente si inizia a parlare di uomo, io direi di persone a sto punto, perché veramente dovremmo parlare proprio di persone. Grazie. Pubblicità. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza la dottoressa Marzia Stefani, dottoressa in scienze motorie. Grazie dottoressa di essere con noi. Grazie a lei. Salutiamo anche da Verona il dottor Claudio Micheletto, presidente AIPO, Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Buongiorno anche a lei dottore, grazie di essere qui. Allora io partirei proprio da lei, dottor Micheletto. Cosa vede dal suo osservatorio? Ecco, cosa ci racconta? Perché noi sentiamo i medici che vanno via dagli ospedali, i medici che vanno in pensione, infermieri che non ce ne sono, scioperi. Poi sentiamo il presidente Zaia che va bene, che è ottimista, che adesso bisogna pensare alla sanità pubblica e non alla privata, ma siamo anche nel 2023, mi sembra anche un po' tardino che dica questo, forse si doveva dire anche prima, perché veramente la sanità privata ha dei numeri incredibili e la sanità pubblica sta languendo. Cosa ci dice lei, dottor Micheletto, dal suo osservatorio? Beh, sa, noi siamo una categoria particolare, noi usciamo da 3 anni di Covid in cui abbiamo sofferto le pene dell'inferno, per cui diciamo che il problema andrebbe distinto a vari livelli, nel senso che c'è sicuramente un problema di mancanza di personale e questo è un problema nazionale. I numeri vengono decisi dal Ministero, come pure vengono decisi dal Ministero il numero delle borse per i nostri specializzandi. Quindi questo è un problema tuttora irrisolto. I concorsi quest'anno per l'accesso a medicina sono già stati fatti a settembre e i numeri sono sostanzialmente invariati. Quindi non c'è un aumento dei medici. Il secondo problema è che è talmente difficile spesso stare nel sistema sanitario che ovviamente i giovani in particolare cercano alternative. E quindi il privato cresce anche perché molti escono dal sistema sanitario per accedere ai vari ospedali o servizi del privato. Per cui questo è il problema numero uno. Noi come società scientifiche da anni ci siamo battuti per migliorare questo problema. Già prima del Covid andavamo spesso al Ministero a far presente questo problema. Diciamo che è un problema che a tutt'oggi è assolutamente irrisolto. Ovvio poi che il giovane specializzando che fa l'università a Verona o a Padova sta più facilmente a Verona o a Padova, è un po' più in difficoltà andare nelle sedi periferiche, quindi in questo momento sono in grande sofferenza le sedi periferiche, ma vi parlo anche di città come può essere Belluno o grandi centri come Feltre, come Bassano, faccio qualche esempio per questo. E quindi si trovano diventa un po' come dire la palla di neve che diventa sempre più grande. Mancano medici, quelli che rimangono sono sempre più in difficoltà, devono fare più turni di guardia e quindi il clima diventa a quel punto pesante. Diciamo che la situazione del Veneto rispetto a tante altre realtà italiane, io da presidente nazionale conosco molte realtà, può essere ancora una realtà, possiamo definirla meglio di altre, però sicuramente è il sistema sanitario per queste motivazioni che ho espresso prima ad essere in difficoltà. Sentiamo anche cosa ne pensa la dottoressa Marzia Stefani, dottoressa in scienze motorie, molto importante. Ecco, queste scienze motorie che aiutano veramente a migliorare la qualità della vita della persona, ma vanno fatte adeguatamente, vanno fatte in maniera anche costante. Non è che si può fare una volta e dopo lasciar perdere perché non riusciamo a dare questi servizi, perché manca personale, mancano risorse, perché poi gira sempre là il discorso. Ma queste persone hanno bisogno di essere aiutate perché questa attività fisica fa veramente bene.
bene questa attività motoria. Prego, dottoressa. Sì, l'attività motoria fa bene, ma anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ci racconta che tutti dovrebbero fare attività fisica, almeno i bambini 1 ora al giorno e gli adulti, a seconda dell'età, almeno 1 volta al giorno o almeno 3 volte alla settimana con una certa intensità, con una certa frequenza. Quindi è importante offrire queste possibilità a tutti, grandi e piccoli. E anche l'obiettivo, insomma, della sanità era quello di aumentare la gente che si muove, le persone che possono muoversi, che facciano movimento, perché questa è anche una prevenzione alla malattia, quindi una promozione della salute, e quindi muoversi migliora l'aspetto fisico, l'aspetto organico, l'aspetto psicologico, perché c'è anche l'aspetto relazionale, perché le persone si incontrano, stanno insieme, si sviluppano tutta una serie di neurotrasmettitori che danno benessere, quindi è a 360 gradi il benessere dell'attività fisica, non è solamente l'allenamento del corpo e dell'organismo. Eppure, dottoressa, mi sembra che anche questo grida di aiuto che stanno cercando di dire anche e di fare anche gli insegnanti, anche nelle scuole si faccia poco. Per fortuna adesso è stato inserito 1 ora in più di sport, ma eravamo a 1 ora, adesso sono 2 ore, però si inizia già non dall'asilo, io inizierei già dall'asilo, perché abbiamo anche l'obesità infantile che preoccupa molto, ma sembra che qualcuno non ascolti, che queste risorse non arrivino mai per un bene comune, che vadano sempre da una parte sbagliata. Questa è quella percezione che abbiamo noi cittadini italiani, perché parliamo anche di cittadini italiani nel nostro paese. Abbiamo Stefania da Vicenza. Ciao Stefania. Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti. Allora, volevo dire, no, quando si parla di sanità privata, ti ho sentita dire tante volte, però dopo, quando si parla di interventi, si va nel pubblico. Invece mi sto rendendo conto ultimamente che anche nel privato hanno cominciato a fare diversi tipi di interventi chirurgici, sia ortopedici ma anche altro tipo di intervento, insomma, proprio privatamente. E non vorrei mai che con gli anni diventassimo proprio come siamo ridotti adesso con le visite, che ci sono ste liste d'attesa lunghissime e siamo costretti ad andare nel privato e magari dover andare nel privato anche per fare un intervento, perché non si tratta più di 100-150 euro, si parla di 1.000, 2.000, 3.000 euro per un intervento nel privato. Speriamo di no, però vedi che dopo alla fine si arriva sempre lì, purtroppo, quando c'è di partenza il principio di portare la sanità al privato, si arriva lì, è inutile dare le colpe a uno o all'altro, è proprio dal centro che parte l'idea. Ecco, e volevo dire una cosa a proposito della riabilitazione, no? Io sono stata operata una spalla e mi hanno, sempre con il pubblico, insomma, no, mi hanno fatto fare una serie di riabilitazioni, adesso non mi ricordo, 10 sedute mi sembrano. Alla fine però io non avevo ancora ripreso bene il movimento della spalla e avevo chiesto di fare un altro po' di sedute. La fisioterapista sarebbe stata d'accordo, però ha detto io non posso prolungare le sedute, deve andare a fare una visita dall'ortopedico. Sono andata e secondo lui io ero rimessa a posto, non avevo più bisogno di fare sedute, sicché non me le hanno prolungate, ho finito lì. E se ho voluto guarire e ritornare con la mia mobilità della spalla ho dovuto andare in privato. E allora ho fatto altre 10 sedute in privato a pagamento e sono stata bene. Però voglio dire, una volta non c'era un limite, se avevi bisogno ti prolungavano. Adesso stop, stai bene, stai male, quelle sono. E dopo se no vai in privato. Ecco, questa è la condizione. Grazie Mirella, che sei sempre dalla nostra parte. Grazie Stefania. Infatti io dicevo sempre il grande intervento Stefania, ma stiamo cercando anche di capire perché si parla anche dei pronti soccorsi all'interno di queste strutture private e anche di formazione. Stanno alzando l'asticella. Vedremo come andrà a finire. Io credo nel pubblico e se mi devo operare io vado nel pubblico perché mi sento sicura. So che c'è la massima eccellenza, qui lo dobbiamo dire.
almeno così. Professore, cosa dice lei? Ecco, questa perplessità che abbiamo, ma è dovuta anche dagli esempi che abbiamo, da quello che si sente in giro. Pensi, professore, che l'altro giorno mi ha chiamato una signora dicendo, non so se è vero, che in una struttura privata, perché purtroppo ho dovuto andare nel privato, la mamma anziana, solo per spostarla con l'ascensore dal quarto piano, mi sembra, al primo piano, gli hanno chiesto 500 euro per l'ascensore. Ecco, io vorrei capire se sono vere queste cose, se sono fake e cosa costa veramente alla fine per una persona che deve andare nel privato, ma soprattutto questi costi inammissibili. Ha detto, io non ho più soldi, adesso come faccio a curare mia mamma e a pagare quello che mi viene richiesto? Prego, dottore, cosa mi dice? Io ho iniziato in un'epoca in cui il Veneto aveva per ogni campanile. Non credo che questo modello fosse sostenibile, per cui sono stati chiusi moltissimi ospedali. Attualmente in tutte le province la sanità pubblica è centralizzata in alcuni ospedali e, ripeto, il numero è stato drammaticamente ridotto. L'Italia attualmente ha un numero di posti letto pubblici che è una media tra le più basse in Europa. Abbiamo 3,4 posti letto ogni 1000 abitanti, la Germania ne ha 7,2, che è esattamente il doppio. Questa è la condizione. Diciamo che tutto questo poteva avere un senso con un adeguato trasferimento anche di risorse sul territorio, nel senso che è evidente che se un ospedale, penso al mio, dove arrivano con l'elicottero le persone sfracellate da un incidente stradale, è evidente che va dato priorità in un ospedale universitario al grande trauma, al trapianto di cuore, al trapianto di rene, all'infarto, all'emorragia e così via. Per cui l'ernia passa in secondo ordine, l'intervento ortopedico passa in secondo ordine, ma soprattutto dopo un intervento ortopedico il mio collega ortopedico ha bisogno di liberare il letto perché ha il pronto soccorso che è strapieno, per cui il processo poi di cura successivo diventa come l'intervento che abbiamo appena sentito, che deve essere ridotto necessariamente. Allora ci dovrebbero essere delle strutture di secondo livello che si occupano della cronicità. Ripeto che in un ospedale universitario tutto sommato venga il cronico non tanto per una cura ma per un'assistenza, non sarebbe neanche tanto adeguato. Quindi il problema è che la centralizzazione in strutture sanitarie di alto livello può anche andare bene, manca spesso la risposta al piccolo intervento, alla riabilitazione, soprattutto a superata la fase di acuzie. È evidente che una persona di 80-90 anni, come ci capita quotidianamente, dopo un episodio di polmonite, insufficienza respiratoria, può non essere come prima, però io sono in difficoltà a tenerlo 30 giorni, 40 giorni, perché ho il pronto soccorso che mi chiede di ricovernarne un altro. Ripeto, ci mancano molto queste strutture intermedie, si sta pensando alle case della salute e così via, che possano dare una risposta a questi problemi. Quindi il taglio, diciamo, forse poteva anche essere più o meno indispensabile, perché insomma un ospedale ogni 30 km non era sostenibile, però si dovrebbe nel tempo, considerando anche le caratteristiche della nostra popolazione, che è una popolazione estremamente anziana ed estremamente gravata da comorbidità, ci dovrebbero essere queste strutture intermedie che soddisfino queste necessità dei cittadini. Penso ad esempio al discorso riabilitativo di cui prima si accennava. Però, mi scusi, dottore, lei ha parlato molto bene e molto chiaro, dottor Micheletto, però abbiamo chiuso gli ospedali, come ha detto lei, perché erano troppi, non si poteva, i numeri erano numeri, ma poi abbiamo aperto le case di comunità e costruito le case di comunità. Allora serviva chiuderle o serviva rivedere cosa veramente si poteva fare anche con questi ospedali che funzionavano, invece di spendere questi soldi per rifare le case di comunità che sono dei piccoli ospedali, perché serviranno a quello, serviranno dei pronti soccorsi, visto e considerato che poi non abbiamo le figure da mettere all'interno? È questo quello che ci domandiamo, dottor Micheletto, certo, perché chiudere per dopo costruire un qualcosa che è uguale a quello che hai chiuso o similare, che
però non funziona, perché non ho le persone. Io dico sempre, dottor Micheletto, ma chi se ne frega del letto d'oro o della struttura d'argento se non ho un bravo medico che mi cura, un bravo chirurgo, una bella squadra di infermieri? E non mi tornano i conti, dottor Micheletto, è quello che non riusciamo a capire noi che a casa cerchiamo di ragionare con uno più uno. Il numero che le ho detto è un numero molto chiaro. 3,4 posti letto ogni 1000 abitanti, Germania 7,2. Credo che il numero sia chiarissimo. Benissimo, allora sentiamo cosa ha detto anche in questo caso il dottor Crisarà, visto questo problema dei medici. Andiamo a sentire, poi lo commentiamo anche con la dottoressa Marzia Stefani. 500 medici solo in Veneto pronti a chiedere la pensione con una domanda da fare entro il 30 novembre per evitare i tagli previsti dalla manovra del governo. Sono i numeri di una fuga, forse già inarrestabile, che porterà il 5 dicembre i medici ospedalieri a scioperare per difendere diritti che ritenevano acquisiti. A lanciare l'allarme dalla sede dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà e Adriano Benazzato. I numeri certi non li conosciamo, sappiamo che potrebbero essere un 500 nel Veneto. Già noi siamo molto tirati perché in servizio ci sono circa strutturati circa 7.800 medici negli ospedali del Veneto, e 500 medici in meno sarebbero un numero francamente molto preoccupante. Sono l'ultimo duro colpo per il sistema sanitario nazionale, che sconta la mancata programmazione da parte delle regioni. Basta, puntualizzano i sanitari, puntare il dito contro il numero chiuso delle facoltà di medicina. E che l'Italia continua ad essere ai livelli più alti in tutte le società europee ed extraeuropee, ai livelli più alti del rapporto medici per popolazione assistita. Il problema vero è che sono mancati per i tagli che sono stati fatti alle borse di studio in specialità e per non aver mai investito realmente sui medici di medicina generale, mancano gli specialisti. Medici ne abbiamo a più che sufficienza. Un esempio per il Veneto arriva dalla medicina di famiglia, con la regione fanalino di coda nell'assegnazione delle borse di studio per la formazione dei professionisti e con un numero di medici ospedalieri per abitante inferiore a quello di regioni meno popolose come la Toscana. Non vale l'alibi di Roma, perché la programmazione per i medici di medicina generale è affidata alle regioni da sempre. Quindi che ognuno guardi a casa sua e rifletta sul perché si è in questa situazione. E sui medici ospedalieri? I medici dal 2011, vi ho dato i dati, sono sempre stati intorno ai 7.800. I medici ospedalieri, a tempo ovviamente indeterminato negli ospedali. Per cui sempre quelli erano. La dotazione della Toscana, che ha 3.700.000 abitanti, ha 1.000 medici in più, cioè stiamo parlando di 8.700 medici. Il numero che negli anni è aumentato perché hanno fatto le assunzioni e da noi non hanno fatto le assunzioni. Quindi paghiamo questo prezzo. Abbiamo Silvia da Padova in linea. Ciao Silvia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io ti dico solo una cosa. Mi dirai che sono sempre un po' drastica. Ormai in Italia abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto. Io facevo l'infermiera nel 68, renditi conto, a Milano. Ho lavorato alla Mangiagalli e all'ospedale di Desio. Io adesso trovo un disastro enorme con la sanità, il confronto, anche se una volta forse eravamo meno persone. Adesso sono diventati più bravi, ti attaccano anche la testa se te la rompi, ti attaccano le braccia, le gambe, il cuore, tutto quello che vuoi. Però agli anziani a volte aspettare mesi e mesi in liste d'attesa è una vergogna. Devono solo i giovani, anche i vecchi hanno diritto perché l'hanno fatta l'Italia. Abbiamo diritto. Ciao Mirella, scusami. Ciao. No, grazie Silvia della telefonata. Allora, dottoressa Stefani, come commenta anche il servizio i numeri che hanno dato questi medici, perché sono addetti ai lavori, hanno dei numeri come giustamente li ha dati anche il dottor Micheletto, prego. Come commento con la presa di atto di questi numeri e della difficoltà in cui tutti ci troviamo. Mi collego alla signora, mi scuso, Silvia.
la quale dico, credo che sia una situazione comune che non riguarda purtroppo solo gli anziani, ma riguarda anche i giovani, perché ci sono giovani anche bisognosi di cure per motivi diversi che si trovano nella stessa condizione. L'anziano probabilmente lo sente ancora più forte questa necessità, probabilmente ci sono anche delle situazioni più di disagio e ovviamente la chiede, però credo che sia una situazione che colpisce tutti. E dal mio punto di vista dico, vorrei come fare dottoressa, come dottoressa. Dico, cerchiamo più possibile di lavorare nella prevenzione, quindi di muoverci, di alimentarci bene, di stare socialmente bene e di arrivare più tardi possibile ad aver bisogno di cure specifiche. Ovvio che poi il medico parla di traumi, di incidenti, quelle sono cose inevitabili che succedono, emergenze, però di imparare sempre di più ad aver cura di noi stessi e di prenderci cura, di essere un po' medici anche di noi, no? Di non trascurarci, di non essere sempre di fretta, di lavorare e essere sempre impegnati, ma di prenderci anche un po' di spazio per volerci bene e curarci, e speriamo che questo ci porti a diminuire l'affluenza in medicina, diciamo così. Allora sentiamo anche come commenta il dottor Micheletto anche il servizio che abbiamo sentito, i numeri che hanno dato. Prego, dottore. Ma intanto parto da quanto ha detto la dottoressa, su cui mi trovo perfettamente d'accordo. Noi ricoveriamo il mio reparto una stragrande maggioranza di fumatori, per cui facciamo ognuno la propria parte. Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato la Carta della Salute, in cui invita al movimento, come diceva la dottoressa, per fare un adeguato movimento a determinate età è sufficiente camminare 60 minuti. È sufficiente stare a dieta e fare delle corrette abitudini alimentari e soprattutto a non fumare, perché fumare fa molto male. Per cui questa è la nostra parte che noi dovremmo farla. I numeri sono assolutamente corretti e ribadisco quanto detto prima, che quando noi, se vogliamo entrare nel merito delle problematiche, dobbiamo distinguere le responsabilità. Le borse di studio dei medici di medicina generale vengono date dalla regione, per cui è la regione che dovrebbe aumentare il numero delle borse di studio per i medici di medicina generale. Le borse di studio per gli specialisti sono date dal Ministero e quindi è il Ministero Roma che dovrebbe aumentare il numero degli specializzandi. L'accesso a medicina è stabilito dal Ministero, quindi i livelli di responsabilità sono diversi. Però in questo momento, se noi miracolosamente volessimo riaprire 10 ospedali nel Veneto, non avremo i medici da mettere dentro in questi ospedali, perché nessuno vorrebbe andare in una medicina periferica e così via, perché i pochi medici che si formano ovviamente scelgono. Per cui nel fare progetti, anche nel pensare possibili rimedi, dobbiamo tener conto di quello che è la situazione attuale. Il numero di medici di medicina generale è aumentabile e possiamo farlo nei prossimi anni. Per quanto riguarda le varie specialistiche dobbiamo fare un po' con quello che abbiamo a disposizione. I medici, giovani medici quest'anno non hanno voluto partecipare alle borse di studio per il pronto soccorso, perché la situazione dei pronti soccorsi è una situazione disastrosa, quindi dobbiamo anche tener conto di questo clima che purtroppo si è anche generato, per cui nel fare progetti non possiamo fare delle fughe in avanti irrealizzabili, ma di tener conto di questi numeri che, ripeto, sono dei numeri veramente molto complicati. Dottor Micheletto, si apre una nuova fase, si parla di nuovi vaccini, devi fare l'antinfluenzale, specialmente le fragilità, la quarta o la quinta dose. Lei che ha vissuto questi 3 anni, forse il reparto che ha sofferto di più, come ha detto lei, che ha visto di più cosa vuol dire essere a contatto con questa morte che si viveva tutti i giorni. Ecco, com'è la situazione e cosa consiglia? Che appello vorrebbe fare, dottor Micheletto, specialmente alle fragilità? Certo, noi diciamo innanzitutto che attualmente l'infezione da Covid è un'infezione relativamente semplice, nel senso che da oltre 1 anno non vediamo più le polmoniti che purtroppo abbiamo visto per 2 anni e mezzo. Per cui diventa una complicanza sostanzialmente per il paziente fragile, per il paziente anziano, per pazienti che ha tante malattie, ed è sostanzialmente un'influenza. Ricordiamo che in Italia tutti gli anni, con numeri variabili, 3-4 mila persone morivano per influenza, perché a seguito anche un'infezione virale banale può diventare
una complicanza. Per cui la vaccinazione va vista nell'ambito della prevenzione. Noi con l'anti-influenzale preveniamo la malattia dal virus più frequente, che è quello dell'influenza, per cui è consigliato per tutti gli over 60, ma soprattutto per tutte le persone che hanno delle comorbidità. Esiste una vaccinazione anche contro il germe, il batterio più frequente, che è il pneumococco, che è l'antipneumococcica. Anche in questo caso i vari distretti chiamano le persone superati i 65 anni e riusciamo a prevenire l'infezione batterica più frequente, che è il pneumococco. Ce ne sono molte altre, per cui poi l'obiezione di tanti è di dire: mi sono vaccinato ma dopo 3 mesi mi è venuta lo stesso la febbre. Esistono vari virus. Noi cerchiamo di prevenire il virus più frequente e il batterio più frequente con questa strategia vaccinale che, ripeto, è sicuramente molto importante. Esiste poi la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, quindi diciamo anti-Covid, che è attualmente consigliata sempre alle persone con più di 65 anni, ma soprattutto con le persone che hanno tante comorbidità, in cui anche il virus attuale, che ripeto è un virus molto più semplice nella manifestazione della malattia rispetto a quello degli anni scorsi, può comunque essere un problema, ed è una vaccinazione che si fa attualmente una volta all'anno. Si consiglia di farlo a almeno 6 mesi dall'eventuale terza quarta dose e anche a almeno 6 mesi dall'eventuale infezione, perché chi ha avuto una positività col tampone nei mesi di agosto, settembre, per il momento può anche non farla, perché come tutte le infezioni aumenta il titolo anticorpale. Quindi queste sono le indicazioni attuali. Molto chiaro, e la ringrazio, dottor Micheletto, perché purtroppo, specialmente i diversamente giovani, come li chiamo io, c'è ancora tanta confusione, e perciò io sono molto contenta che voi partecipate a questa trasmissione per far capire l'importanza invece della conoscenza, il sapere, e poi ognuno può fare le proprie delucidazioni e decidere quello che si vuole fare, però il consiglio è questo: le fragilità, e dopo i 60 anni è meglio vaccinarsi, ognuno pensi quello che vuole, faccia come che vuole, però questo è il consiglio di medici esperti. Dottoressa, ecco, è difficile anche a livello motorio cerebrale capire quanto importanti siano i vaccini, perché medici da una parte, qualche medico da un'altra, per fortuna pochi, ha queste fragilità veramente a livello psicologico, ecco, sono veramente devastanti. Prego. Sì, rispetto ai vaccini, lei cosa dice? Io dico che quando mi trovo con le persone anziane sono ancora molto preoccupate dell'infezione, del Covid, anche se il medico adesso ha dato queste nuove informazioni, e quindi per esempio i miei gruppi di anziani faticano a riprendere i lavori insieme in palestra perché temono molto le infezioni e quindi si sentono fragili anche se magari non hanno di fatto una fragilità o altre patologie collegate, come parlava prima il medico. Quindi gli anziani il chiuso fa paura e lascia ancora dei residui. Insomma, il Covid ha lasciato questa forma un po' di paura che c'è qualcosa che gira, un virus, eccetera, che può Ma sono consapevoli dell'importanza della vaccinazione questi diversamente giovani? Allora, i diversamente giovani io sento che sono abbastanza propensi a vaccinarsi perché si sentono più protetti. Poi, come dice il medico, c'è chi dice ma ho fatto la vaccinazione e mi sono presa lo stesso. Allora c'è chi dice sì, vabbè, ma te lo prendi in una forma un po' più leggera. Ecco, è difficile far capire tutta la complessità della medicina e, come diceva il medico, che ci sono tantissimi virus, tantissimi batteri. Uno si vaccina e magari prende proprio quello per il quale non è vaccinato e dice l'ho fatta per niente. Poi si creano questi ancoraggi a dei pregiudizi e poi magari ci sono anziani che dicono io non la faccio perché poi tanto la prendo lo stesso perché sto male. Ho letto, ho sentito che sì, ha avuto quindi dei io credo enormi. che medici come questo, d'altri che fanno informazione, portano un po' di chiarezza perché c'è tanta televisione,
televisione, tanto internet, tanto luogo comune, quindi è importante portare un po' di chiarezza e consapevolezza sulla propria salute, sul fatto di cosa andiamo a fare, di come lo andiamo a fare. Ecco, Dottoressa Stefani, però il dottor Micheletto ha detto anche un'altra cosa molto importante, ha detto fate attività motoria perché fa benissimo, specialmente farlo capire a quei genitori che non riescono proprio forse a farsi ascoltare oppure indirizzare i loro figli anche nel mondo dello sport, ma anche una semplice passeggiata, non è per forza che devi fare qualche disciplina, però fanno fatica. Ecco, noi vediamo bambini e ragazzini molto pigri, di questo sono molto preoccupata. Come mai l'importanza proprio di questa attività fisica dovrebbe essere data, il primo anello, io dico sempre, la famiglia sono i genitori, il buon esempio sono loro. Io vedo alle volte tanti genitori correre da soli, dico ma questi non ha nessuno a fioi, cioè sempre soli, soletti. Ecco, forse questo bambino è poco stimolato, è diventato pigro perché l'ambiente pigro mentale, o sbaglio? Allora sì, mi fa sorridere il bambino pigro, perché un bambino pigro è un termine che mi piace poco. Il bambino di per sé è attivo, è curioso, ha voglia di muoversi, utilizza il corpo e il movimento per conoscere da quando è piccolo, e via via magari si aprono anche altre forme di conoscenza, ma il corpo è il primo veicolo di conoscenza. Quindi parlare di un bambino pigro è un po'. Io credo che in questo caso sia anche l'ambiente quello che determina le abitudini e le attitudini del bambino. Quindi offrire un ambiente anche a casa dove il bambino... Non dare il telefonino a 4 anni perché con sti giochetti... Dare una palla. Dare una palla, farlo muovere, forse ecco qualcuno a casa dovrebbe ascoltare la dottoressa Stefani. Abbiamo Livio però, dottoressa, poi continuiamo, se no mi cade la linea. Grazie. Ciao Livio. Ciao Mirella, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, dobbiamo anche pensare che gli anziani, i meno facoltosi, diciamo i più poveri, oltre a sobbarcarsi delle spese per la sanità privata con queste liste d'attesa che sono infinite, c'è anche un altro problema che non è indifferente e che penso riguardi molti italiani poco, diciamo, poveri, insomma, ecco. Quello delle spese dentistiche, perché le spese dentistiche assorbono, ci vogliono molti soldi per le spese dentistiche. Io per esempio ne so qualcosa perché una quindicina di anni fa ho perso dopo tutti i denti e sono andato da un dentista privato e ho speso una 15.000 euro circa, insomma, per dei ponti che dopo si sono rivelati inutili e ho dovuto cambiare e allora mi sono rivolto all'azienda ospedaliera di Padova e mi hanno messo delle barre in bocca con i denti attaccati e ho speso altri 20.000 euro. E adesso, col passare del tempo, queste barre si sono deteriorate, dovrò cambiare anche le protesi, perciò oltre alla spesa iniziale c'è anche una spesa continua, perché poi queste apparecchiature col tempo si guastano, insomma, perciò io avrei potuto 20 anni fa mettere su una protesi con la cocoina, con la colla, però ho voluto fare questo lavoro per masticare meglio, insomma, no? Voglio dire, e poi bisogna andare sia che uno vada privatamente sia che si rivolga all'azienda ospedaliera, deve sempre spendere soldi perché i materiali, non paghi il ticket, ma tutti i materiali, i denti, le protesi costano migliaia e migliaia di euro. Ecco, vi ringrazio e vi saluto. Grazie Livio, molto importante questa telefonata, è vero, purtroppo queste cure odontoiatriche costano tantissimo, basta pensare anche per i bambini questo apparecchietto che mettono cosa costa e veramente delle volte io vi ho raccontato tante volte che a tanti diversamente giovani do gli omogenizzati perché sono senza denti, non hanno la fortuna che ha avuto Livio di poter pagare queste cure e perciò pensate come sono presi se appunto non si va da nessuna parte. Allora dottoressa, lei stava terminando il discorso proprio sull'importanza dell'attività motoria, di far giocare questi bambini perché non sono pigri, li fanno diventare pigri perché è più facile dare il telefonino che portare
portarlo a fare una passeggiata, visto anche i problemi che abbiamo, ecco, di lavoro di queste persone, di queste famiglie, di questi genitori che veramente non ce la fanno più. Prego. Sì, credo che sia anche un po' la frenesia e gli impegni, no? Perché se una volta il figlio lo potevi accompagnare a piedi a scuola, per esempio, e poi rientrare con calma, adesso lo devi accompagnare in macchina, aprire la portiera, lasciarlo e scappare al lavoro, e poi ci sono tanti altri impegni che si incastrano, quindi già la quotidianità, lo stile di vita attivo è diminuito. Diciamo anche però che siamo diventati anche noi stessi pigri, è troppo comodo prendere la macchina che la bicicletta, certo. Questa invece la bicicletta farebbe molto bene, tanto è vero che stanno cercando di capire l'importanza anche di muoversi anche con questo mezzo veramente ecologico e che fa veramente vedere anche la natura anche in maniera diversa, però bastano 2 gocce d'acqua, biciclette in giro, diciamo non ne che... vedi, ma anche la pericolosità poi che c'è nelle strade, perché dobbiamo dire anche questo, io non so, stamattina c'era un nebbione qui e tantissime macchine non accendevano, avevano i fanali spenti, perciò io mi domando con la testa dove sono quando si mettono alla guida. Detto questo, prego dottoressa. No, infatti pensavo anche ai genitori, insomma, anche un po' per togliere un po' il peso della loro responsabilità, a volte anche lasciare un figlio uscire in bicicletta da solo diventa difficile perché non ci sono i marciapiedi, perché le persone alle strisce pedonali non si fermano, le macchine non si fermano, quindi gli autisti, chi guida le macchine per primo non è educato e non è attento a chi usa altri mezzi, quindi alle strisce non ci si ferma, non ci sono i marciapiedi per correre, quindi bisognerebbe che tutto l'ambiente, non solo quello familiare ma quello comunale, tutto il sistema nostro sociale si mettesse a disposizione dell'essere cittadini attivi, quindi che ci si potesse muovere. Per un bene comune per un anche, bene comune che poi diventa comune, perché se stiamo tutti bene anche la sanità sta meglio, no? Perché, cosa dice dottor Micheletto sentendo le parole della dottoressa Stefani? Ecco, quello che voi ce la mettete tutta per salvare queste persone di non fumare, bellissimo l'appello che ha fatto questa mattina, perché non andare in bicicletta però ti lascio fumare un pacchetto di sigarette, perché anche qua il fumo io vedo che l'età veramente si è molto abbassata e mi preoccupa molto, devo dire la verità. Prego, dottor Micheletto. Ma io credo che rientro un po' nel discorso di prima. Noi dovremmo essere cittadini attivi e chiedere i nostri diritti in ambito sanitario, le cose che ci spettano sicuramente, però bisogna che ognuno faccia anche la propria parte. Io anche per lavoro vado spesso nei paesi del nord e rimango tutte le volte molto sorpreso come la mattina alle 7:30, 8 in Danimarca con vento, acqua e neve, tutte le mamme hanno il bambino sulla bicicletta e nessuno va in macchina. Per cui è vero il discorso della sicurezza, per carità, è assolutamente vero, però dovremmo anche fare tutti noi dei passi in avanti, perché non possiamo continuamente lamentarci del traffico davanti alle scuole quando noi siamo i primi poi a generarlo. Quindi il concetto di salute è un concetto di prevenzione, ma se cito un lavoro scientifico uscito la settimana scorsa sulla più importante rivista al mondo di medicina, gli screening di prevenzione che noi facciamo attualmente, mammella, colon e così via, servono in realtà a molto poco. Nel senso che sulla prognosi poi della malattia, certo trovarli prima è meglio, però a quel punto è una malattia. La vera prevenzione in realtà è questa: mangiare sano, non abusare di alcolici, non fumare, fare attività fisica, e su questo, ripeto, ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte. Dobbiamo pretendere la pista ciclabile, ma poi la pista ciclabile dovremmo anche usarla, se no altrimenti da questo circolo vizioso non se ne esce. Io credo che, stando attenti al movimento, all'alimentazione e soprattutto, ripeto, per il mio campo, il fumo, credo che la percentuale di prevenzione della malattia diventerebbe veramente molto molto alta. La ringrazio, dottor Micheletto, anzi colgo l'occasione per far vedere questa mostra bellissima di Manuel Giacometti, vediamo anche la locandina, che si svolge a Villa Margherita Inclusiva dal 5 novembre al 17 di dicembre. E perché dico questo? Venite a visitarla perché potete fare una passeggiata meravigliosa in questo parco meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi dalla città, il parco di Villa Margherita, enorme, bellissimo, con degli alberi e delle strutture
particolari, meravigliose, e soprattutto visitare questa bellissima mostra. Invito anche il dottor Micheletto e la dottoressa Stefani a visitarla, perché è una mostra particolare vista da questo artista. Vediamo anche le foto, che così vi rendete conto di quello che fa per coinvolgere anche i giovani, intrigarli, visto che facciamo fatica anche a intrigarli. Ecco, con questa mostra bellissima che si svolge il sabato e la domenica a Villa Margherita dal 5 novembre al 17 dicembre. Ecco l'importanza di intrigare anche i giovani, e con questa sentiamo come ci saluta la dottoressa Stefani. Che è importante interessare i giovani e trovare delle modalità di comunicare con loro, uscendo un po' anche a volte dal nostro mondo adulto e avvicinandoci a loro, al loro nuovo modo di porsi, al loro linguaggio, ai loro interessi. Quindi decentrare un po' la centralità che ha sempre l'adulto con i ragazzi ed fare un passo a noi verso di loro, e credo che questo sia cogliere l'interesse, insomma, e migliorare il rapporto con i ragazzi e portarli via, come dice sempre lei, dal telefono, dal computer. Però dobbiamo ascoltare i ragazzi e capire di cosa hanno bisogno loro, non pensare già di saperlo noi. Ecco, sentiamo anche come ci saluta velocemente il dottor Claudio Micheletto, direttore di pneumologia, azienda ospedaliera università integrata, e soprattutto presidente APO, Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Prego, dottore, come ci saluta? Le malattie respiratorie sono molto frequenti, ci siamo lasciati a spalle per fortuna il Covid, la bronchite cronica ostruttiva e l'asma sono malattie molto importanti, le neoplasie polmonari altrettanto. Credo che sia corretto una diagnosi precoce, credo che sia corretto un corretto trattamento da parte degli specialisti, ma la prevenzione, ripeto, è molto importante. Ci rimarrebbe, ma per le prossime volte, un altro capitolo di cui parlare, argomento molto importante nel Veneto, che è quello della prevenzione ambientale, cioè di avere un'aria pulita all'interno delle città, perché sicuramente anche questo ha un ruolo importante. Quindi la qualità dell'aria nelle case, all'aperto, e soprattutto la prevenzione del fumo è un aspetto fondamentale. Grazie, grazie anche al dottor Claudio Micheletto, non mancheremo di rinvitarla, e adesso facciamo e leggiamo la Costituzione italiana. Ciao, a domenica. E questo sabato invece, dopo questa lunga cavalcata con tanti ospiti, tante osservazioni, tante riflessioni, io vorrei iniziare a continuare, anzi, a leggere la Costituzione italiana, perché trovo molto importante, e state attenti a quello che vi dico, perché è importante anche conoscere la nostra Costituzione, è fondamentale gli articoli della Costituzione. Molti non sanno neppure cosa è la Costituzione. Piacerebbe fare l'interrogazione ai politici, dire cosa dice l'articolo, numero, ad esempio 51 che leggiamo questa mattina, allora lo leggiamo. Articolo 51 della Costituzione. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Qua ci sono tutti i vari paragrafi. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Qua sarebbe da discuterne, ma molto anche. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Molto chiara. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Questo lo dice la Costituzione. Tanto è vero che i politici mantengono anche il posto di lavoro, vanno in aspettativa e non solo. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. E passa il cerino al cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Certo che sono chiari questi articoli, poi bisogna vedere se vengono applicati. Articolo 53. Attenzione, orecchie aperte. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche che, in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Hai capito? Vale per noi, ma per qualcun altro forse no. Articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Buona domenica, ciao, a lunedì!